Prova, prova. Stiamo per dare il via alle danze. Invito le autorità e gli organizzatori sul palco. Siamo in diretta streaming. Salutiamo tutti quelli che ci vedono su Facebook, YouTube e canali social. Invito tutti, organizzatori, organizzati, organizzanti. Ok. Perfetto. Perfetto, allora siamo qui per i saluti e l'apertura ufficiale di questa nona edizione di Maker Faire Trieste. Io darei la parola innanzitutto alle autorità. Chi meglio può rappresentare le autorità della nostra vice sindaco di Trieste, Serena Tonel? Grazie mille Carlo, buongiorno a tutti, sono veramente molto emozionata oggi di dare il via a questa stupenda manifestazione che torna in Piazza dell'Unità d'Italia. Sappiamo che è cresciuta nel tempo, l'abbiamo vista spostarsi dal campus di Miramare, dove appunto era nata 9 anni fa precisamente, dalla collaborazione con ICTP e con il Comune di Trieste. È il momento di ringraziare anche tutti coloro che stanno lavorando veramente da mesi per l'organizzazione a puntino della manifestazione, che saprete avrà qualche piccola doverosa modifica in considerazione della solidarietà e della vicinanza che si vuole dimostrare anche alla manifestazione legata alla crisi Varsila, e quindi dalle 17:30 dalle 17 alle... Non girarti il microfono, se no non si sente. Più in basso? No, non girarti. Ah, ok, no, guardavo te, no? Perché sei perché ipnotico. Io attiro con i miei LED. È ipnotico oggi, allora mi viene spontaneo guardarlo. Quindi appunto stavo dicendo, ci sarà una pausa nel programma tra le 17 e le 19:30 e poi naturalmente la manifestazione proseguirà. È una cosa che abbiamo deciso di concerto con gli organizzatori, ma ci sembrava veramente doveroso e anche molto sentito partecipare alla crisi Varsila, che ovviamente sta caratterizzando la vita economica e sociale della nostra città. Ma premesso un tanto, voglio ringraziare davvero tutti gli organizzatori, come dicevo prima, Carlo e Enrique in prima battuta, ma naturalmente Immaginario Scientifico e Serena Mizan oggi qui accanto a me, e Sandro Scandolo per ICTP. Come dicevo anche alla conferenza stampa, credo che la sinergia tra gli enti nella promozione e nella divulgazione scientifica, ma soprattutto lo stimolo che vogliamo dare alla curiosità nell'approccio alla tecnologia e all'innovazione, sia davvero un vantaggio competitivo che la nostra città, grazie ai tantissimi enti di formazione scientifica sul territorio, e quello che vogliamo fare sempre più in modo significativo e anche, come dire, stringente, è la congiunzione tra le opportunità che la scienza sul territorio offre e la crescita economica, e quindi l'aggancio alle imprese. Ecco, il significato della Maker Faire è esattamente questa. Tra l'altro rivolgersi non solo diciamo, ai cittadini più diciamo in età avanzata, ma soprattutto ai piccoli, quindi parlare ai giovani, ai piccoli, e cercare anche di offrire un po' di orientamento rispetto a quello che può essere il loro percorso di formazione, ma soprattutto divertirsi. E quindi davvero buona Maker Faire a tutti, e grazie davvero a tutti gli espositori che partecipano e la animano. Grazie. Diamo la parola al rappresentante del Centro di Fisica Teorica di Miramare, a Sandro Scandolo. Sì, grazie, benvenuti a tutti a questa nona edizione della Maker Faire, che è diventata grande, è diventata Maker Faire qualche anno fa, è partita come mini, è partita da Miramare, siamo arrivati in Piazza Unità e siamo arrivati con qualcosa che è veramente importante, direi. Vedo già tantissima gente negli stand, non abbiamo ancora inaugurato, quindi insomma si prospetta veramente un weekend fantastico, un weekend in cui la scienza, la tecnologia e l'innovazione si apre. Spesso la scienza viene accusata, io sono uno scienziato, viene accusata di stare un po' nella torre d'avorio. Credo che questa sia un'occasione bellissima per aprirsi, per mostrare quello che, con oggetti, con cose che sono veramente vicine alla sensibilità di tutti, diciamo, anche di bambini, famiglie, adulti, grandi, anziani e così via. Insomma, un'occasione veramente stupenda. Io volevo cogliere l'occasione di nuovo per ringraziare i miei colleghi del Centro di Fisica Teorica, in particolare Carlo ed Enrique, che sono stati veramente delle colonne. Speriamo che non crollino in questi 2 giorni, e tutto il team che riconoscete dalle magliette rosse, staff,
E volevo soprattutto dare il benvenuto a tutti voi, il pubblico, ma anche e soprattutto in questo momento in modo più importante ai makers che sono arrivati qui da tutta Italia e anche dall'estero, da quello che capisco, e li riconoscete dalle magliette nere, sono quelli che veramente animeranno questa manifestazione. Ce ne sono circa 200 in giro, li vedrete sicuramente. Aggiungo una nota di colore: vanno dai maker di Trieste a chilometro zero, il più lontano presente con noi in video viene dall'Antartide a 15.430 km da qui. Vedete qui davanti c'è la rosa dei venti con la provenienza di tutti i maker e le distanze da cui sono arrivati per essere qui con noi oggi. Grazie mille e benvenuti di nuovo a tutti. Per un saluto la direttrice dell'immaginario scientifico Serena Mizza. Buongiorno, benvenuti a tutti, grazie a chi mi dà la possibilità, all'immaginario scientifico a partecipare a questa festa. Scienza, giovani, creatività, innovazione, insomma sono il terreno di cultura migliore nel quale poter crescere, nel quale star bene, nel quale trovare le strade per il proprio futuro. Su questo immaginario scientifico è impegnato sempre ed è quindi particolarmente felice di poter partecipare, anche se non ci vedete con uno stand. Abbiamo dato una mano all'organizzazione perché siamo in un momento, si sa, un po' complicato, stiamo lavorando alla nuova sede, spero di poter dire presto quando sarà visitabile completamente anche al secondo piano. Grazie. Grazie Serena. Abbiamo adesso un ospite particolarmente caro a tutti noi maker qui di Trieste e organizzatori di Maker Faire. Dovete sapere che 9 anni fa, quando abbiamo deciso di fare la prima Maker Faire, non è caduta dal cielo. Abbiamo deciso di farla perché siamo stati a Roma alla prima Maker Faire europea e dobbiamo ringraziare per averci aperto gli occhi nel mondo, in questo mondo incredibile dei maker, a Alessandro Ranellucci, che è il padre spirituale, secondo me, dei maker italiani. Lavora per Arduino, ha dato una mano al governo per la transizione digitale, ha scritto il più importante software che io ho usato per non so quanti anni per configurare le stampanti 3D e farle stampare. Cosa dire? Grazie di essere qui con noi, Alessandro. Grazie a voi. In realtà questa è una storia che comincia molto, molto tempo fa, molto prima, perché sono 16 anni dalla prima Maker Faire negli Stati Uniti e da allora centinaia di città hanno organizzato manifestazioni con tantissimi contagli diversi, ma tutte animate dallo stesso spirito di celebrare l'ingegno. Le persone che stanno entrando in questi minuti e che non sanno cosa sono i maker, pensano siano delle persone un po' matte, un po' bizzarre e magari si chiedono che cosa unisce in una singola manifestazione la tipografia con gli strumenti musicali, con le stampanti 3D, che senso, qual è il filo conduttore di questo? Usciranno, e ne sono sicuro perché tante Maker Faire ho visto, con la consapevolezza di essere anche loro dei maker, perché abbiamo tutti quanti una voglia di essere parte con le nostre mani e con la nostra ricerca continua, pratica delle soluzioni ai problemi piccoli o grandi che ci circondano, il rapporto col pianeta, fino alle piccole cose della vita quotidiana e fino a una gran voglia di capire facendo. Questo è quello che anima i maker ed è molto interessante, vi dico, anche una delle mie passioni è quella di vedere le interazioni tra il pubblico e i maker, perché è uno scambio spesso bidirezionale che è interessante secondo me altrettanto quanto i progetti esposti. E quindi un motivo in più per questa bellissima Maker Faire in piazza, che appunto proprio per il fatto di non essere isolata in un posto per addetti ai lavori si apre a tutti quanti perché tutti sono maker e lo scopriranno, e quindi viva la Maker Faire di piazza e viva Maker Faire Trieste. Grazie Alessandro per le tue bellissime parole. Cambio microfono. Vi dico brevissimamente cosa vedrete oggi qui, se avete voglia di fare un giro del villaggio Maker Faire Trieste. Vedrete le vie che abbiamo rinominato temporaneamente per questi 2 giorni con i nomi degli inventori più importanti italiani e non solo italiani. Potete scoprire la loro vita sui QR code. Girerete i padiglioni e le casette dei oltre 200 maker presenti e interagendo con loro scoprirete cosa vi propongono, quali invenzioni incredibili. Vi sono dei bellissimi workshop gratuiti per bambini, ragazzi, ma anche per adulti, nel padiglione workshop, ma anche presso gli stand dei maker. Chiedeteglielo, guardate sui monitor cosa c'è in programma, andate a prenotarvi dove è necessario prenotarsi, portate le famiglie e i bambini e ditelo, se non sono venuti oggi, ditegli di venire domani. E poi andate e divertitevi con i nostri maker. I maker hanno la maglietta nera, ci sono anche i volontari, quelli con la maglietta rossa, che io voglio ringraziare qui, perché la Maker Faire non ci sarebbe se non avessimo uno zoccolo duro di volontari che passa 3 giorni senza quasi dormire per
allestire tutto questo, preparare, invitare i maker vengono anche qui volontariamente a spese loro, non sono professionisti, ma i volontari lo fanno veramente per passione e di solito sono un po' nascosti, invece volevo fare un grande applauso a loro che rappresentano lo spirito della Maker Faire. Passo gli occhiali ufficiali a Enrique che darà il via. Vieni qui. Anch'io vorrei ringraziare tutti i partecipanti, makers, scienziati, pubblico. È sempre un'emozione essere qua in questo giorno, a quest'ora, però so che dopo 2 giorni, domani, saremo tutti più rilassati, avremo nuovi amici, saremo più, let's say, più buoni. Ecco. Quindi il mio compito, mi è stato detto di dare il lancio alla Maker Faire 2022 e guardiamo avanti per la 10ª edizione che sarà ancora grande con la vostra presenza. Grazie tante e cominciamo. Grazie. È aperta ufficialmente, diamo via all'attività dal palco. Il palco sarà gestito dai nostri grandissimi amici e artisti Fabio Furian, Massimiliano Maxino, Elisa, Marco Ornella, che sono qui con noi per intrattenere e guidare questo palco in queste 2 giornate di navigazione fra maker e invenzioni. Il primo arriverà fra un attimo, il primo maker. Vi lascio il palco a voi. When will I see you again? When will we share precious moments? Will I have to wait forever? Or will I have to suffer and cry the whole night through? When will I see you again? When will our hearts be together? Are we in love or just friends? Is this my beginning or is this the end? When will I see you again? When will I see you again? Will I see you again? Eccoci. Vado bene qua, Massimo? Tutto a posto? Adesso vediamo, si prepara anche il Cernecca. Poi ci sarà il fotografo ufficiale del Maker, Massimo Goina. Cernecca prova a parlare, vediamo se si sente, queste sono le prove. Mentre si prepara per la prima dimostrazione, il primo Maker. Terra e Sassi Live, strumenti musicali fai da te. Tra pochissimo, quando sarai pronto. È giusto? Abbiamo detto tutto giusto all'incirca. A posto, ok.
bisognerà tenere l'ora sotto controllo. Proviamo i vari microfoni di tutti. E poi c'è il microfono da consegnare per fare l'intervista al maker di eccomi turno. qua. Gesson. Ciao Cernecca. Giorno Furian. Questo è che manca il programma. Ho il programma il tra programma. le mani, vedi? Allargo ancora. Perfetto, va bene. Pa! Farò, se no faccio le piccole di parte. Perché? Ecco. Allora, Cernecca, Sì. smettila di fare... Sì. Oh, Sì. Ah, spazi. tutto c'è. Ci sono anche io. Vedi? Prova. Prova 1, 2, 3. Prova. Sì. Nel frattempo noi siamo in streaming. Sì. Per chiedere esattamente dove sì, siamo in potete- streaming, perché uno che lo sta vedendo chiaramente sa. Allora, chiediamo al signor Giacomin dove siamo esattamente in streaming? In Piazza Ovunque. Unità siamo. Ovunque. Arriviamo ovunque, dai. Scopriremo in questi giorni delle cose bellissime, caro Sono Cernecca, d'accordo. tra oggi e domani. Iniziamo subito. Il primo maker è già pronto? Sei pronto? Sempre pronto. Prontissimo. Ci vuole un microfono per... No, parli da là. Veramente. Parli da là. Veramente. Parli da là. Parli da là. Allora, tra poco dovremo sentirti Allora, anche tra sentimo. poco. Allora, sì. Ah, vedi che lo sentiamo da là. No. Bello. Ok. Aspetta, provo la base, vediamo. No. Ok. Piccole prove Perfetto. tecniche. Bene, oro. Ho pausato, non è che non... Per equalizzare, si dice così? O non c'entra Ok. niente? Non ho idea. Cioè, Ok. sì, in questo momento non ho idea. Ok. Ma Ok. io nella mia vita ho visto strumenti strani, ma questi mi mancano. Che anche il microfono fai da te, quindi. Sì, è un microfono che da te alla fine ho utilizzato dei microfoni Dal Papa. L3 che si trovano da Radio Calica, quindi li ho pagati un rene per fare un riassunto. Ok. E dentro ci sono 2 microfoni perché sono una persona che pensa semplice. Uno attiva le luci quando parlo, me li insegna, e mentre l'altro funge da microfono normale. Non è proprio speciale come suo fratello, però insomma fa il suo lavoro. Ok. Allora, io sono quella che chiede come ti chiami, da dove vieni. Io mi chiamo Gabriele, vengo da Trieste e basta. Fine. Basta. Ok. Vuoi Basta. dirci com'è stato il viaggio? Il viaggio Per è il stato resto- abbastanza turbolento. Sì, Boh, basta. Adesso l'importante è entrare nel tuo mondo. Quindi... Meglio di no, fidati no. Allora, Ah. stiamo al di fuori del tuo mondo, però cercando di capirlo dal Sì, di fuori. presente tipo le vetrine, guardare e non toccare, uguale, meglio. Uguale. Meglio non toccare. Ok. Meglio solo guardare. No, ma tocchi tu. Ah, sì. tocco In io. senso buono, però vai. Bravo, nel senso buono. Ok, io sono Terry Sassi e di tanto in tanto faccio canzoni. La prima è una che è presente nel mio ultimo album, e si intitola Typography. Se volete ve la canto. Volete? Sì. Sì, io Ottimo, io perfetto. desidero. Via. Io non so se- Se volete mettere le mani in tasca e ballare, fate pure. Ok. C'è un ballo specifico? And I think she's my type. She's funny and she's cute. And I think I am just a silly dude. And I think she's my type. She got a perfect style. But I don't wanna have a better man. Oh, somebody. Oh, everything I say. Maybe I can cut out everything off my stomach. Take my hand and smack me in the eye. Oh, dig a hole for me. It makes me happy, don't ever see. Ooh, when I beg you. Ooh, and I love you. But I think he's my type.
He's funny and he's cute, and I think I am just a silly dude, and I think she's my type. She got a perfect style, but I don't wanna have a better man. Oh, people, I'm going far from home. I'm getting on my stuff. It seems like I'm not being just enough. What is the time? I suggest that we should go. Please take one for me. Yes, I got one for you a long time ago. Oh, and I beg you. Oh, and I love you. But I think she's not my type. Oh, and I hope you're feeling well. Oh, yes, I do. I think she's not my type. I hope you're feeling well. Oh, yes, I do. I think she's not my type. Not funny and not cool. And I think I am just a silly dude. Vabbè. Ma allora, aspetta, adesso io voglio sapere, se ti chiamano per un concerto, tu arrivi, questa è la tua orchestra, tu arrivi così. Sì. Ma cosa Ok. succede? Tu vai con il microfono là dentro, è alimentato da là e quella scatola con i tre Questa scatola con i switch. tre Sì, switch spiegaci magici. cos'è quella scatola lì. Questa scatola con i Spiega. tre switch magici cambia il colore delle luci. Non si vede per niente. ok. Non si vede per Ah, niente. quindi a Però- seconda della canzone crei l'atmosfera. Sì, più o meno. Devo cantarlo a una bella ragazza. Ma Ah, quelli sì. sono i tuoi scherzo, baffi sono quelli. Ah? Sono i tuoi baffi quelli. Sì, ecco. esattamente, esatto. Se c'è Hai- ancora tempo, Hai un nome d'arte? Terra e Sassi. Sassi è proprio Certo, il tuo sì, nome, sono è il io. tuo nome. È ancora un no? Quindi, signore e signori, è una volta che la sentite nella vostra vita. È il primo ascolto. Primo ascolto. E anche la prima volta che la canti Sì, dal vivo. esattamente. Quindi, sì, È un onore, cioè, un po' per tutti. penso di sì, oddio. Sì, È un onore. secondo me sì. È un onore per voi, ragazzi. Sì, sì. Ottimo, Sì, perfetto. Allora per me siamo sì, pronti. per me sì, io Siamo alzo la pronti. mano. Questa qua invece si intitola Sticker, non la trovate da nessuna parte. Uscirà a breve, tranquilli. Però uscirà. Uscirà. And you are getting on the throw. And you're only getting 3 out of 10 at best. Can you keep off balance with your hips? You were always someone who gave up on all his things. But here the night is getting pretty dark. We're talking out the door again. Can I make it just in time? Will I ever be on my own again? They break my heart, they break my soul, but hey, that's fine, I'll stick with you. I have no clue, I have no clue. If it falls down, I'll stick with you. I'll stick with you. Getting right back at home. Got a bunch of hole in my wall and one right here on the floor. And keep an eye on what I saw. Never buy or rent a car without a door. They break my heart, they break my soul. But hey, that's fine, I'll stick with you. I have no
and I have no clue if it falls down. I stick with love, I stick with you. Abbiamo ascoltato l'inedito di Terra e Sassi. Perfetto. Terra e Sassis Allora, Musical. quindi per seguire te cosa devono fare? Seguire i tuoi baffi? seguire- A parte quello, ma mi trovate praticamente dappertutto, Instagram, YouTube, Spotify, Bandcamp. Se volete il box informazioni nel mio stand che è lì, li trovate sulla mappa e c'è il QR code che potete scannerizzare e avete tutte le informazioni, ok? Al tuo stand, certo. il tuo stand ha un numero, no? Sì, qui- M19, giusto? M19. Perfetto. Ma- Grazie a Terra e Niente, Sassi. grazie a voi, grazie. L'apertura Perfetto. della Maker Perfetto, Fair grazie. Trieste numero 9 è stata tua, quindi una Grazie. cosa che rimane. Molto onorato. Grazie a te. Grazie. Bravissimo. Allora, i tempi sono strettini, pare, Cernecca, non so se, Ok. se Aspetta stai che notando, quindi partiremo prestissimo con intrattenimento mio e tuo? Veramente? C'è scritto Così. Furia Maxino. Ma non abbiamo repertorio, non so. E come facciamo adesso? Beh, ma allora posso ma fare una no, me domanda devi dar è impossibile, mi a avvicinarlo. fare una domanda Comunque tecnica adesso a lui? attaccheremo tutte le robette. pian Attenzione piano. che Marco ha una domanda tecnica per Terra e Sassi. Visto che ci sono, a parte la questione musicale, dal punto di vista tecnico, il sistema prevedi di farlo modulare, nel senso di poter aggiungere parti per poter Puoi rispondere qua. l'ordine magari per amplificatori, effetti, o al momento la catena è unica? Cioè hai progettato tutta la catena o prevedi di... No, in realtà solo ho progettato le luci. Cioè, nel senso, la catena è, diciamo, variabile Sì. perché io uso il riverbero sulla voce in certi ambiti e quindi lo uso come, diciamo, Cioè se nella solito. tua visione futura è di costruire moduli Ma- della parte fai da te, diciamo, oppure... Ma in realtà questo è un progetto indipendente che renderò open source, quindi che ognuno possa fare. Ma non ho progetti di vendita, no, a riguardo, no. No, ok. Ottimo. Grazie, a Terra e te. Sassi. Terra e Grazie. Sassi, Sì. M19. Allora, Cernecca, lei ha portato qui la sua tastierina. Sì, però bisogna quella- staccare prima quelle robe Ah, là, così le ok, attacco. c'è il solito momento di cambio palco. Quindi puoi giusto? prendere tutto il tempo del mondo. Sì. Far cose. No, poi ci dobbiamo far spiegare cosa sono quegli occhiali esattamente. Questi penso Tu hai già che- capito? No, No. però Però fanno star meglio. vedi? Tu ti Fanno senti mi sento subito meglio. diverso. Ma vedi? Chi sei? Vedi oltre Chi sei? all'occhiale? Io sono. Vedo. Si vede benissimo. Allora, adesso noi ci prepareremo nel frattempo perché sarà veramente pieno il palco tutto il tempo, 14:45, 15, quindi dopo di noi c'è il Kiss Me Licia Show con le Che mi baby incuriosisce musiciste. tantissimo con le baby musiciste. Con le baby Bellissime, musiciste. Sono già pronte, qui davanti. Che sono Bellissime. che sono le sorelle Manzin, giusto? Oh. Ho indovinato quando ho detto sorelle. Quindi siete voi e il vostro spettacolo si chiama Kiss Me Licia Show. Va bene, fra poco lo ascoltiamo, eh? Siamo curiosissimi. Tanto vediamo qui il maestro Maxino che piano piano si prepara. Sarà costretto anche quest'anno il maestro Maxino a fare una sigla che no, non dovevo chiederti questa cosa qua, della sigla dell'anno. Dovevo prima parlarti Ma lui lo privatamente scopre sempre più tardi. e vedere Ma chi se se... ne frega, faremo anche. Guarda che suona. Beh, vedi come si ottimizza. Tempi e spazi anche, perché è la prima volta che la vedo su un'asta di questo genere. Oggi abbiamo deciso di portare la tastierina piccola. Però finché Però funziona. Però funziona, ma dovrò eventualmente sistemarmi su una sedietta, però vabbè. Ma intanto aspetta, così.
la fai da seduto, quindi la cosa. Che roba? Cioè, non so, qualsiasi cosa sia. Qualsiasi cosa probabilmente Tu suoni sì. da seduto? Ma per il momento sì, dopo l'alzeremo intanto. Vabbè, quindi adesso praticamente come siamo con gli orari? Ok, Chi ha l'ora davanti agli occhi? Manca Io. 5. Manca 5 Manca minuti, 5. quindi abbiamo 5 minuti per poi passare a Kiss Me Liccia. Sì. Allora, adesso ricordiamo che Max in qualche modo è un maker, perché i maker sono coloro che inventano, no? Sì. E mettono le mani nelle cose, e Max tende Mette sempre le a mani mettere le nelle mani cose. nelle cose, ed è stato anche denunciato più volte per questo. Ma quindi lui sarà costretto, ma ognuno di noi sarà costretto ad inventare qualcosa durante il maker, insomma, in questi giorni di oggi e domani. Infatti E lo domani, faremo. mi toccherà domani, presumo, se ricordo bene, Sì. verso le 18:15, Sì. workshop di improvvisazione musicale. Sì, Talmente improvvisata che non so neanch'io cosa Vabbè, succederà. però lì Proprio nasceranno delle improvvisazione. Però abbiamo scoperto che sotto pressione Max rende sotto pressione, 10 volte sotto tanto. pressione. Sì. Come Sì. a scuola. tipo. Esatto. Beh, uno dovrebbe venire con noi. È capitato un periodo, lui faceva partire le musiche dall'orologio. Sì, Cioè, quindi- però ormai ma quelli era almeno, sa. un po' sorpassato ormai. roba vecchia, Però roba un po' antica. Oggi la pigrizia va talmente oltre che abbiamo portato la tastierina piccola per non portare quella grande. Perché ecco, questa è la sua concezione dello spettacolo, è io sono pigro, quindi No, lui dice per parte tutto da pigrizia là. imparo a fare delle cose tecnologiche che mi danno la possibilità di sbrigarmi velocemente di certe... però La mia concezione sta nel fatto che la pigrizia fa progredire l'umanità. ecco perché Allora, primo esempio, telecomando, pigrizia. esatto, pigrizia. perché l'iperattivo se alza va a cambiare canale. Sì, E sì, più sì, non posso andare fin là. C'era addirittura quello che tirava giù i finestrini così, ti ricordi? Pensa una volta Massimo si Marcia, tirava... il esatto. bottoncino. Cioè, quelle robe da culturistico, i bracci così, sì, mio, sì. no, un bottone. Tac. E questo è proprio, cioè, per lui la tecnologia è... L'interruttore della luce, cioè l'iperattivo se alza per andare a spegnere la candela. Sì. Invece l'innovatore no, devo star qua e da qua spegnere la luce. Andare fin là del muro è un po' complesso, però vabbè, insomma. Adesso- Quindi invece di portare la tastiera grande, oggi tastiera piccola. Tastiera minuscola. 2 ottave, basterà 2 ottave per fare ogni cosa della serata. Noi a che ora abbiamo quindi il 14:30 c'è il cambio con... quindi un quarto d'ora fa? Un quarto d'ora fa circa, sì. No, aspetta un attimo. No, 14:30, 14:45 ci siamo noi, 14:45, 15 Kiss Me Liccia. Ah, boh, abbiamo ancora tempo. Allora Sì. posso attaccare ancora robe. Guarda. C'è lì, no? Direte? Io sto leggendo queste robe qui, è tutto là. Certo. È inutile anche... Le sa tutti, le sa. Beh, qui, io sono che leggo... Ma togli, perché così ha un senso, no? Allora, facciamo una roba così tanto per cominciare. Beh. Allora, mettiamo sotto pressione Flavio Furia. Grazie. Io volevo mettere sotto pressione te dicendo, beh, ma una un jingle del maker di quest'anno. Ce l'abbiamo il jingle del maker di quest'anno? No, non ce l'abbiamo, l'avremo, tanto siamo qua 2 giorni di fila. Sì, quindi ce allora l'avremo. no, anch'io in qualche modo sono un maker perché devo inventare le prossime imitazioni, le prossime idee dei prossimi giorni, cosa faremo. Io vi do un'anteprima del prossimo personaggio che farò, è la parodia di Don Matteo, quindi la sto preparando in questi giorni e presto sui nostri schermi la parodia di Don Matteo. Inquietantissimo. Abbastanza. Allora, noi di solito mettiamo sotto pressione il Furian facendogli cantare una canzone con delle voci random. Ah, così. Sì. Quindi cominciamo il maker con, esatto, quindi, con, insomma, come alle 14:45 sì, in piena comincia digestione. Esatto, Grazie. esatto, cominciamo così. Puoi decidere la canzone, se no la facciamo decidere al popolo. Falla decidere al popolo. Insomma, tanto io non so le canzoni. Titolo di una canzone italiana, vi perché prego. devo fare le imitazioni. Non c'è un'idea, non hanno un'idea, fai tu. Vabbè, allora fa la solita, l'emozione nella voce. Va bene. Va bene? Sì, Quindi ho qui in comincia normale con Celentano, ma solo la prima frase, dopo si svacca, ok? Sì. Faremo questo esperimento varie volte oggi con ogni volta voci diverse. Grazie, volevo chiedertelo.
Io non so parlare d'amore, l'emozione non ha voce. Ok, adesso cambiamo Ruggeri. E mi manca un po' il respiro, se ci sei c'è troppa luce. Ok, Morandi. La mia anima si spande come musica d'estate. Tiziano Ferro. Vai. Poi la voglia sai mi prende e si accende con i baci tuoi. Ok, Concato. Io con te sarò sincero, resterò e quel che sono. Lucio Dalla. Disonesto mai lo giuro, ma stradisce non perdono. Si vede. Vasco. Ti sarò per sempre amico, geloso come sai. Vanoni. Se non sono i conti, ma preziosi tu per me. Ok, Facchinetti. Fra le mie braccia dormirai serenamente. Guccini. Ed è importante questo sai, per sentirci pienamente noi. Bennato. Un'altra vita mi darai che io non conosco. San Giorgi. La mia compagnia tu sarai fino a quando so che lo vorrai. Abbiamo finito. Flavio Furia. Vabbè. Signor Carlo. Voi se qua mi secca Carlo disturbarvi. Fonda, quando te ne fa Carlo Mi secca Fonda? interrompervi, ogni tanto vengo a fare il disturbatore, a lanciare giusto. notizie, robette. Vai, lancia Posso notizie. dire robe. anche che sei quello che porta meglio quegli occhiali. Sei il numero Porto uno, tanta roba che la panza porto meglio. Insomma, Nessuno metto gli occhiali li porta come ufficialmente lei, signor Carlo per Fonda. dare una comunicazione. Sì? Vi cadranno dei razzi in testa, saranno razzi ad acqua. Ah, è meglio che ok. altri tipi di razzi. Meglio ma, che razzi a mani, comunque, sì. adesso inizia il lancio dei razzi nella postazione di Science Industry. Se vedete cose che arrivano al cielo, sono loro. Bellissimo. Andate a vedere il lancio del razzo. È il primo lancio del razzo di oggi. Domani faremo un lancio speciale con l'Antartide, ma oggi li lanciamo localmente qui, qua di fianco. Verso dove lo lanciamo? Questo... Lanciamo verso di qua. Ok. Chi che casca se devi spostare. Ricordiamo anche che i luoghi oggi hanno dei nomi diversi, perché questa diventa come si chiama questa Noi piazza? siamo in largo Galileo Galilei Ok. e qui c'è la piazza Leonardo da Vinci. Sì, sì, Per sì. cui facevano tutti i carri armati già a quell'epoca, noi facciamo i razzi. Ma sono Vabbè. razzi pacifici, pacificissimi. Grazie a Carlo Fonda per il lavoro. Facciamo un applauso a Carlo perché Bravo, Carlo. è la star. Uno è la dei star, cuori è la star. pulsanti del Maker Faire. Allora, Flavio, signor, prova a immaginarsi nel futuro un giorno in dedica delle vie. Fa lo so. via Maxino e largo Flavio Furia. Grazie, sapevo. Sì. Dobbiamo solo decidere dove. Grazie, sa tesoro. Allora, è il momento di chiamare le nostre due giovanissime maker per il Kiss Me Licia Show. Io farei un applauso alle sorelle Manzin, delle quali non so il nome, ma sono L. Manzin e I. Manzin. Venite qui che vi chiedo come vi Io chiamate. sono curiosissima sull'età di Come vi queste chiamate? bimbe. Come ti chiami? Io mi chiamo Licia. Io invece mi chiamo Ilaria. Oh, meraviglia. Allora, siete qui con i vostri strumenti per fare un piccolo show. Perché si chiama Kiss Me Licia? Perché sono le canzoni di Kiss Me Licia? No, perché lei si chiama Licia e Mi lei chiama- Kiss Me. Ah, per quello? Allora perché lei si chiama Licia? Allora basta, io non dico altro. Noi vi lasciamo il palco. Adesso si sta preparando tutto. Attenzione, guarda che c'è. Ma quanti anni Andiamo avete? a Quanti anni microfonare. avete? In totale Io ce ne ho 13, lei invece ce ne ha 10. 13 e 10. arriva. 23. Potete 23 votare. totali, benissimo. Se andate insieme potete votare. Non funziona così? No. Allora, è il momento di microfonare. Anche guidare a sto punto. Cioè... Gli sempre strumenti. insieme, sì. Ci siamo quasi. Kiss Me Licia, lasciamo Licia, hai lo spazio. bisogno di qualcosa? Vedo che guardi Tutto a posto? il tuo violino. Lasciamo lo spazio alle sorelle Manzin nello spettacolo
Kiss Me Licia. Licia Show. Va? Ok. Vabbè? Vabbè, io farò una mia canzone che ho inventato io, e così anche mi presenterò un pochino. Buongiorno, buongiorno, io sono Ilaria, non sono triste, non sono seria, sono la più piccola della casa, ma non importa, sono la più quello che penso non te lo dico, se poi mi offendi che non lo dico, sono carino se anche tu porti rispetto e non fai Buongiorno, buongiorno, io sono Ilaria, non sono triste, non sono seria, sono più piccola della casa, ma non importa, sono la più vera. Grazie. Bravissime. Io sono curiosa, ma questa canzone da dove arriva? L'hai fatta tu? L'hai fatta tu? Sì. L'hai fatta tu? Sì. Complimenti. Grazie. Quindi tu sei una maker di canzoni? Sì. Bello. E la musica? Guarda, hai anche questo microfono se vuoi. Se volete potete rispondere anche qua perché... Allora, ho iniziato a fare un'improvvisazione e poi con l'improvvisazione è venuto che io faccio una parte nel ritornello con il violino e quindi... Bravissime, veramente brave. Adesso vi lasciamo continuare, Ok, Bene. grazie. Adesso faremo una canzone che abbiamo invece inventato assieme. Questa si intitola Rain Inside.
Bravissime. Grazie. Grazie. Senti, ma da quanto tempo studi violino tu? Suono il violino da quando avevo 7 anni. Ma come mai hai scelto questo strumento? All'inizio il violino lo suonava anche mia sorella ed ero un po' gelosa, quindi ho cominciato a suonarlo anch'io. Quindi ti sei proprio appassionata? Sì. Sì, si vede, si sente, sì. Bravissime, veramente. Adesso faremo un'altra canzone che si intitola The Chord e la faccio con mia sorella Ilaria, anche questa. Ok. Bellissimo, Grazie. veramente brave, brave. Di dove siete? Noi siamo proprio di qua, di Trieste. Di Trieste? Sì. Veramente bello. Grazie. Ora, prima io ho fatto il valzer di Ilaria, ora vi farò un'altra. La vita di Ilaria vi farò. Buongiorno, buongiorno, io sono Ilaria. Tutti a scuola pensano che io sono una schiappa, a giocare a calcio e a palla avvelenata, e a calcolare e a fare matematica. La 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 la. Sono stata in punizione per 3 mesi perché ho nascosto la nota per una settimana. E la mia mamma si chiama Anna e a me non piace la banana. La 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 la. In realtà io sono intelligente, ma non lo dico a tanta gente, perché la mia è una buona mente e la maestra Tavi lo sa semplicemente. La 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 la. Ma per questa una festa rideremo, qualcosa mi fa un po' ridere. È arrivata la primavera e so che qualcosa di bello verrà. Ma un giorno un fidanzato mi piantò e mi piace tanto il cane Totò. La 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 la. Grazie. È finito il nostro show? No, non è finito. Abbiamo talmente tante canzoni che possiamo continuare per tutto il giorno.
Ah, bellissimo. Allora, noi siamo un po' costretti nei tempi, però io ancora una gliela farei fare. Dai, sì, dai. Dai. Ok. Adesso farò una io suonata con la chitarra. Ok, ora suoni tu. Ok. Quindi per concludere Kiss Me Licia Show con le baby musiciste Licia ed Ilaria Manzin, sorelle, che stanno portando le loro creazioni musicali veramente senza parole. Questa si intitola La canzone del mare. Il maestro ci ha dato un compito sul mare e proprio su questo la canzone dovrei inventare. Ma io con mia sorella ho litigato e non mi piace più stare sola nel lato. Scrivere vorrei su come mi divertirei e con le onde alte io non sono un principiante. Con i piedi nella sabbia io non mi sento nella gabbia e le conchiglie colorate sono sempre state amate. E la mia scelta era stata ormai decisa perché io sono stata molto precisa. Cattiva sono stata ma così sono nata e non mi importa niente. Il maestro ci ha dato un compito sul mare e proprio su questo la canzone dovrei inventare. Ma io con mia sorella ho litigato e non mi piace più stare sola nel lato. Scrivere vorrei su come mi divertirei e con le onde alte io non sono principiante. Con i piedi nella sabbia io non mi sento nella gabbia e le conchiglie colorate sono sempre state amate. E la mia scelta era stata decisa perché io sono stata molto precisa. Cattiva sono stata ma così sono nata e che ci vuoi fare io non lo so. Scrivere vorrei su come mi divertirei e con le onde alte io non sono principiante. Con i piedi nella sabbia io non mi sento nella gabbia e le conchiglie colorate sono sempre state amate. Grazie. Davvero complimenti alle sorelle Manzin. Grazie mille. Veramente brave, veramente brave. Noi adesso siamo in allora, intanto vi salutiamo, grazie. Sì. Continuate, siete individuabili nella piazza? Sì, siamo davanti, siamo circa le prime. Circa le prime, il numero dello stand? M45. M45, le sorelle Manzin e la loro musica. Grazie. 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 E il segnalibro con scritto il canale YouTube. Non ho sentito. Spiega di nuovo. Con i segnalibri iscritti con sopra per rintracciare il nostro canale YouTube e diamo anche i braccialetti. Ah, avete dei segnalibri e dei braccialetti. Sì. Benissimo. E il canale YouTube. Con il canale YouTube. Ah, ecco, benissimo. Grazie. Grazie mille. Grazie. Adesso ci dovrebbe essere Cirinei. Sì. Pronto, prontissimo. Carino. Un nuovo... vabbè. Quindi lo guardiamo da qua. Yeah. Martina con 2 R, Social and Autonomous Robots. Sì, però la vedo più alta. Cresce, il progetto cresce. Ah, 2? E prima o dopo la famiglia cresce. No? Ok, ti serve il microfono? Sì. Tipo questo? No, ara che arriva uno.
Arriva un radio. Eccomi. Caro Paolo, da Roma. Da Roma. Beh, tu sei stato ospite, ormai ti conosciamo. Grandi novità, il progetto va avanti veloce. Sì, beh, continua l'evoluzione della famiglia Martino, dal primo robot che abbiamo fatto 5-6 anni fa. Mano a mano ogni anno lanciamo sempre nuove soluzioni e nuove idee per il progetto, insomma. Quello era l'originale, giusto? Sì, Il primo... diciamo il Martino originale, questo che trovate sulla destra, sì, che è quello che viene usato come introduzione nelle scuole per la robotica, perché noi collaboriamo con la Sapienza di Roma ed è un progetto nato con loro e ci teniamo tanto a questa cosa perché è ricerca italiana. I prodotti sono italiani, vengono dalla collaborazione con l'università, quindi sì. E mano a mano insomma siamo... quello era il primo, no? Questo è il primo. Anche là era autonomo. Tutti diciamo la base è la stessa, sì. Per cui la tecnologia, l'hardware, il pezzo di ferro e il software è lo stesso, identico in tutti e tre i robot. Sì. Però ovviamente ogni robot ha una finalità diversa, quindi il primo è più educativo per le scuole, viene usato per costruire il robot, capire cosa sono la componentistica del robot, quindi i ragazzi si mettono mano poi nella costruzione del robot e poi lo programma. E come vengono programmati? Con Arduino? La programmazione è dalle elementari fino all'università, quindi le elementari hanno la programmazione a sequenza, sì. Quindi con le classiche freccette, quindi si danno task semplici per poter essere eseguiti in maniera più facile, in maniera facilitata. Poi per le medie c'è Blockly, che è la programmazione a blocchi, quindi un pochino più evoluta, anche sempre molto semplice. Il terzo step per le superiori invece è la programmazione in Python, che è uno dei linguaggi di programmazione più semplici, però anche allo stesso tempo più potenti e più conosciuti sul mercato, fino ad arrivare alla programmazione ROS, che è per gli universitari, quindi una programmazione di alto livello, cioè in realtà è più di basso livello, che si fa proprio nel codice, però in realtà viene utilizzato da ragazzi che ovviamente hanno competenze e una struttura di programmazione un pochino più consolidata. Quindi quello era il primo, questo è il secondo. Questo è il secondo, che è un altro interessante oggetto, perché dall'altro anno è partito un progetto con l'Agenzia Spaziale, per cui è il classico rover, facciamo le simulazioni di Martino su Marte. Quindi i ragazzi come simulano, diciamo, la cabina di regia degli ingegneri aerospaziali, quindi non vedono l'arena, non vedono dove sta il robot, ma il robot viene inserito in un'arena con delle difficoltà a cercare degli oggetti, come succede su Marte, quindi dei massi, devono cercare degli oggetti che noi simuliamo con dei QR code che vengono sparsi. E siamo stati anche al simulatore di Marte che si trova a Torino, e quindi i ragazzi giustamente durante la pandemia non si poteva stare in presenza, quindi i ragazzi si collegavano dalla Sardegna, dal Lazio, da ogni parte d'Italia, si collegavano ai robot che si trovano a Torino in questa arena gigante che è un padiglione enorme, quindi ed è il simulatore reale che viene utilizzato per fare le simulazioni. Anche perché di recente ho realizzato una cosa, ascoltando dei video, che effettivamente non è che puoi pilotare un robot su Marte in tempo reale. Bravissimo. Il tempo che c'erano 15 minuti e altri 15 di risposta, noi ovviamente devono andare da soli. Proprio. Bravissimo, nel senso che noi diamo anche questa simulazione perché in realtà l'immagine che forniamo ai ragazzi ha un tempo di ritardo di 10 secondi, che ovviamente non possono essere 15 minuti, se no in 2 ore di gara, no, più che altro non abbiamo il tempo di finire una gara, perché normalmente le gare con l'agenzia spaziale durano circa 2 ore, quindi in 2 ore dobbiamo fare circa 10 volte la competizione, quindi diventa complicato. Però sono 15 minuti e più che programmazione lì è interessante la strategia, perché che succede? Se dai troppi comandi rischi che il robot va addosso a un masso e si distrugge. E lo sai troppo tardi. Puoi pensare che stai ancora comandando qualcosa che non c'è più. Non c'è più. Sì, è giusto tra una strategia conservativa di piccoli passi o una strategia un pochino più, diciamo così, agguerrita, che poi rischi di rompere il robot. Quindi nelle competizioni i ragazzi devono capire qual è la strategia da usare. Sì, devono ragionare già un po' in avanti come educare un figlio. Se trovi questo, attento. E quindi insomma, però anche questo, ecco, serve anche questo, diciamo, tipo di competizione per fare imparare la robotica, ma allo stesso tempo anche l'astronomia, quindi far capire ai ragazzi anche questo mondo, insomma, quindi si fanno anche un po' di nozioni di astronomia, Marte, insomma, i pianeti e cosa sono i robot, insomma, il tipo di robot, c'è il rover, un landing, sono vari tipi di robot, quindi si spiega anche questo tipo di
interessante campo che magari ai ragazzi può interessare. Insomma, quindi... E invece questo si è girato, mi ha guardato, Invece, però malissimo. ha fatto un'espressione come dire, e di me non parlate. Martina, questa è stata l'ultima, diciamo, scoperta nostra, perché 3 anni fa al Maker Faire di Roma siamo con l'Università La Sapienza, insieme a loro c'era Pepper, che è il classico, diciamo, social robot straniero, che viene dal Giappone, costa più di 20.000 euro, e noi avevamo solo quel tipo di robot. E incuriositi, insomma, ho detto, vabbè, proviamo a mettergli una testa, abbiamo messo 2 pezzi di alluminio che sorgevano una testa, con questa stessa espressione che vedete qua. Abbiamo provato a fare interagire il nostro robot, perché gli altri robot non hanno espressioni, non hanno una faccia di questo tipo, quindi non possono programmare. Abbiamo visto che effettivamente c'era molto interesse da parte dei ragazzi, e da lì abbiamo detto, vabbè, proviamoci a fare anche quest'altro tipo di robot, che è un social robot perché interagisce con gli esseri umani. Viene utilizzato molto spesso, oltre nella didattica nelle scuole, ma anche nelle terapie di gruppo. Ad esempio, dei dottori a Roma lo usano nelle terapie di gruppo per chi ha problemi di obesità, perché viene messo al centro il robot del gruppo di lavoro, e il robot che fa le domande al posto del dottore, perché mentre il dottore i pazienti si sentono un pochino in soggezione, perché hanno paura della risposta, dello sguardo magari che può essere del pregiudizio che può avere il dottore in base alla risposta. Con il robot, ovviamente, essendo un po' asettico, diciamo, sono più liberi, si sentono più liberi di rispondere e di interagire con gli esseri. Nella peggiore delle ipotesi ti incenerisce e basta. Sì, sì, assolutamente. Perché quella roba non è una telecamera, immagino che un raggio per incenerire. Per cui questo, ecco, anche qui comunque c'è tutta la parte di ricerca, di mappatura e navigazione, perché questo robot può andare tramite la mappatura e navigazione in maniera totalmente autonoma in un ambiente che può essere un museo, tant'è che stiamo comunque facendo anche nuove esperienze con varie realtà. Ad esempio col museo a Zagarolo stiamo verificando di mettere uno di questi robot all'interno di un museo, e quindi accompagna e guida magari ma la mappa la fa in tempo reale, oppure la memorizza tipo no, i la robot memorizza della Caroli che puliscono a casa, diciamo. Allora, considerate che ogni parte del robot è un mondo ricerche di anni, cioè considerate che l'algoritmo di mappatura e navigazione che viene dalla Sapienza, da uno dei professori della Sapienza, sono 10 anni che fa solo quello. Quindi voglio dire, cioè, quando parliamo di mappatura, diciamo, che tipo di mappa si può fare tutto, ovviamente dipende dal tipo di progetto, a che livello bisogna arrivare di complessità, perché è inutile fare cose complesse, mappatura in tempo reale, altre cose quando magari basta fare una mappatura più, visto che l'ambiente è sempre lo stesso, sempre non cambia mai, si fa una mappatura a priori, e poi il robot dal punto di partenza sa sempre dove si trova e che passi deve fare per guidare questi. E il tablet che ha lì davanti è per fargli fare delle azioni Per predefinite? fare interagire, per esempio, viene utilizzata magari per fare dei quiz, no? Quindi qua vedete, ci sono dei quiz, ad esempio questo c'è un quiz in inglese, aspetta se lo riesco a attivare. Okay. Un secondo. Misura la tua intelligenza. Legge di Murphy. Stava caricando. Legge di Murphy funziona. Anche la Sapienza. No, perché c'ho il dito che non è molto. Per esempio è un classico quiz in inglese, perché magari nelle scuole invece di fare un'interrogazione in inglese, magari hai fatto un test in inglese con un robot, e sicuramente aiuta, no, i ragazzi a interagire meglio con questi strumenti, e magari a imparare meglio e in maniera più stimolante una lezione. Per esempio un modulo di telepresenza, oppure ecco, questo per esempio è il modulo che viene utilizzato, magari se lo giri Leo, lo girate un pochino, è un modulo che viene utilizzato proprio per con il gruppo di lavoro quelli che hanno problemi di obesità, perché sul tablet il dottore ha tutta una serie di domande preimpostate che può dare al robot e che può lanciare quando sta in un gruppo, e quindi può coordinare. Oppure c'è anche la parte telepresenza, e vediamo dove si trova. Non lo trovo, vediamo. Ecco, qui per esempio si può vedere la programmazione semplificata per i ragazzi. La cosa anche importante e bella del nostro robot, al di là che qualità prezzo rispetto ai robot classici stranieri, questo costa 8.000 euro rispetto ai 20.000 euro i singoli pezzi che devi cambiare in questo robot
vanno dai 50 ai 100 euro massimo, quindi è una scheda Arduino piuttosto che un motore che è un motore classico, che non è un motore fatto apposta da quella casa madre, No, che non certo. si trova. È la Si trovano in programmazione, circolazione, è open source, quindi è fatto con ROS, è fatto con Linux, è fatto con Blockly, con tutti strumenti che sono ampiamente open source, e quindi non devi spendere soldi di licenze o altro. E poi ecco, la cosa bella è che non devi installare software, nel senso, qui un qualsiasi PC che ha un qualsiasi browser, dal Mac a un PC classico, quindi qualsiasi Interfaccia web, ti puoi programmazione. collegare e attivare i servizi che ti servono dalla parte di vision, perché il robot ha una telecamera, quindi anche visione, quindi può anche riconoscere oggetti. E utilizziamo anche nelle competizioni di robotica in giro per il mondo. Insomma, siamo stati in Portogallo alla Robocup, che è la competizione che viene fatta appunto per i ragazzi di tutte le età, dagli 8 anni fino agli universitari, in cui fanno interagire questi robot e gli danno dei task più o meno complessi a seconda di quello che sono il livello dei ragazzi di preparazione. Quindi ha tutta una serie di funzionalità che sicuramente possono essere utilizzate, e lo stiamo cominciando a distribuire da quest'anno. L'altro anno è una versione un po' più prototipale, quindi un pochino più diciamo di test. Da quest'anno insomma abbiamo rivisto tutta anche la parte di produzione, no? Perché tutta la scocca è in plastica, quindi adesso se chiedono 10-100 pezzi abbiamo gli stampi, quindi anche qui per un discorso commerciale abbiamo dovuto lavorare più di 6 mesi di tempo per renderlo anche commercializzabile, perché poi dal prototipo alla commercializzazione insomma bisogna considerare tutta una serie di problematiche e di aspetti che sennò industriali insomma. Però quindi ecco, non so, qualche settore ad esempio di utilizzo, oltre che mi dicevi prima un museo ad esempio, dove lo vedi collocabile? Dobbiamo fare una sperimentazione con il Sant'Andrea di Roma, dell'ospedale, è un reparto di terapia intensiva, perché devono verificare insomma tutte le funzionalità con dei robot di questo tipo. Ma è classico anche nei grandi magazzini, perché comunque può dare informazioni, può interagire, quindi trovi uno che non è stufo alle 7:30, che deve sempre... può anche nelle RSA in centri anziani, perché ce l'hanno chiesto per diciamo accompagnare un po' con le barzellette dei giochi gli anziani, quindi magari interagire e fa passare un po' di tempo piacevole, magari anche le persone. Diciamo di applicazioni poi ce ne possono essere svariate, poi ecco il robot viene programmato e sviluppato a secondo di quello che può essere utile per... E poi immagino se il prossimo anno esce qualche nuova roba tecnologica, puoi diciamo che il lavoro nostro è renderlo open source e open hardware, per cercare di renderlo anche disponibile. Non c'è bisogno che programmiamo noi questi robot, chi ha un minimo di concetti di programmazione, di conoscenza anche hardware, di Arduino, così sono pezzi molto semplici, può anche integrare lui. Per quello cerchiamo sempre di svincolare i nostri prodotti, anche di fare in modo che le terze parti possano fare loro il lavoro, non devono per forza sempre chiamare la casa madre, noi, per dire come posso integrare queste. E si chiama Marti 2R perché è una delle domande che fanno sempre, perché MAR è il corso di robotica e intelligenza artificiale alla Sapienza di Roma, che è una delle 8 eccellenze a livello mondiale di robotica e intelligenza artificiale, perché i professori con cui collaboro sono uno dei professori è uno degli 8 membri della Robocup, che è questa associazione che ogni anno fa queste competizioni mondiali in giro per il mondo. Le competizioni servono per testare lo stato di ricerca a livello universitario in questi ambiti, no? Quindi verificano di anno in anno nel 2050 la loro missione è che i robot calciatori devono battere la squadra campione del mondo di calcio. Ah sì? Sì, quindi diciamo gli studi convergono principalmente su... Ma lo studio dell'intelligenza artificiale dei videogame interagisce in qualche modo? Perché so che ci sono degli studi pazzeschi per fare dei comportamenti quasi umani o random. L'intelligenza artificiale spazia in tutti i settori, quindi la trovi a livello predittivo con tanti algoritmi, no, che ti suggeriscono di comprare delle cose, ti suggeriscono di giocare a dei giochi perché sanno... È ovvio che l'intelligenza vincono, con me vincono loro. Sì, perché ovviamente il tempo di calcolo servono, ovviamente l'intelligenza artificiale prevede competenze e calcoli e strutture insomma che possono avere la Google, Amazon, perché diciamo l'elaborazione richiede potenza di calcolo e computer costosi, quindi che non sono magari quello accessibili a
a tante... Dobbiamo chiudere, siamo in chiusura. Sì, Comunque io, complimenti allora, per il progresso. Oramai ci perché conosciamo da un anno da anni. Vabbè, siamo Io ti stati consiglio, se c'è, ecco, la versione commessa triestina, devi inserire solo una frase che è volentieri. Quindi, Volentieri. qualsiasi richiesta metti volentieri. Allora, Leonardo registra queste richieste. Segna volentieri. Volentieri, però il prossimo anno... in triestino è volentieri, così deve essere un po' aperto, no? Lo registriamo il vocale, così lo Allora, però è una cosa strana, perché noi abbiamo a Trieste volentieri, vuol dire no, per qualche motivo strano. Avete una maglia blu, volentieri, vuol dire no. Ci piacerebbe, ma no. Quindi deve funzionare al contrario. Negativa. Vabbè, ti ringraziamo. Dove ti troviamo? Al numero B54, giusto? Grazie. B54 per ulteriori informazioni. Per giocare con Martina e la sua famiglia. Grazie a tutti. Grazie Paolo. Grazie. Grazie mille, grazie. Ritorniamo alla musica, caro Cermecca. Ritorniamo alla musica. Ecco, vediamo che c'è un gruppo nutrito. Si stanno avvicinando, sono in tantissimi. Concerto ukulele avanti. a cura di American Corner Trieste. Quanti siete? Siete... 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mai visto tanti ukuleli nella vita? Forse a casa mia. A casa tua ce n'è. Allora. Come canto con voi? Voi cantate anche? Bene. Ma adesso posso dare il microfono? Posso chiedervi, perché l'ho scoperto di recente, sono tutti ukuleli uguali, sono baritono, tutti uguali, tutti accordati uguali? Sì. Siamo associati americani, American Corner, abbiamo avuto questa idea a dicembre di fare un club di ukulele, ma nessuno suonava. Dice, guarda, era così. Lei ha detto, guarda, io sono in America, tutti suonano all'ukulele, anch'io a quel punto. Quindi ho chiesto a Babbo Natale, che ero io, sono andata su Amazon, ho preso, lei ha preso... Anche Babbo Natale va su Amazon, ormai non va più da nessuna parte. Ma non era Amazon, un altro, era una roba italiana. Okay. Ho comprato il mio nel text. Su è vero, io ho preso su strumenti musicali, punto, qualcosa. Net. Ok, poi... Net, sapevamo. A gennaio abbiamo messo che adesso facciamo club e quindi abbiamo detto ogni secondo sabato suoniamo insieme, ma nessuno sa suonare, no? Ripeto, se siete tanti non si nota, secondo me. E quindi a quel punto abbiamo trovato un gruppo in Austin, Texas, che fa video, perché durante la pandemia tutti andavano, cioè facevano da casa, e abbiamo usato loro come insegnanti. E poi adesso siamo in contatto con loro, quindi speriamo che un giorno verranno anche loro da noi. Quindi oggi usiamo anche ukulele per insegnare l'inglese da noi, quindi anche noi insegnanti impariamo, però impariamo insieme ai bambini, quindi tutti suoniamo malissimo. Oggi eravamo un poco meglio e loro suonano bene, vediamo come vanno, però chi vuole suonare o cantare con noi ben venga, va bene? Allora, è il vostro primo concerto live? Assolutamente. Allora, Voi avete anche un laboratorio qui, anche c'è la possibilità appunto di cantare con voi. Abbiamo di anche dei sperimentare. tutorial, Ukulele 101 si chiama, e facciamo 3 corde e impariamo 4 canzoni. E sapendo che abbiamo un musicista qua, Ecco, visto Max? magari impari suoni già. Come è accordata? E G, C, E, A. Ma è impossibile. Ok. Il segreto Dammi, è anche vabbè. di cantare molto forte. Allora se Che ci bello. date No, una questo- mano, questo mi piace. cioè noi cantiamo in Don't inglese, abbiamo 2 cose in triestino, Ok. ma cantate anche voi. Quindi lo per scopo è quello di piacere. coprire lo strumento. Lo scopo è divertirsi. Allora, nel primo concerto, presentiamola bene però. Vabbè. Nel primo concerto American Corner Trieste. Ma faccio parte anch'io. Fai parte da American Corner Trieste. Il primo concerto di ukulele suonato male. Prego. Special No, guest, non dovevi Me l'hanno detto loro, me l'hanno detto No. loro, me l'hanno detto loro. Cause every little thing's gonna be alright.
de Opcina. Troppo tardi. Fanno il tram de Opcina. Aspetta, siediti. American Corner con gli ukulele. Tram de Opcina? Microfono, Adesso serve. tram de Opcina, sì. Magari questo don't worry, direte era in inglese, non ho capito niente, ma vabbè. il tram di Opcina dovrete aiutarci, non ci sono scuse qua. Vi vedo, anche i miei parenti. Giusto. Là. Obiettivo coprire Parenti. lo strumento. Non ci sono scuse, ha detto. Ok. La torre cadavere si alta, vabbè. Ok. Grande Opcina, senato disgraziato, vinto sopra scorcolare casa Garibaldi. Buona de Dio, giorno del lavoro, e dentro no galera, che povero frenatore, che lavora, che viene, che va. Mi dici che il mondo se Garibaldi, e da che lavora, che viene, che va. E dici che il mondo se Garibaldi. Brave. Lavora, che viene, che va. Mi dici che il mondo se Garibaldi. Lavora, che viene, che va. Mi dici che il mondo se Garibaldi. Tutte piene de morbidi, e l'Austria caccapuzzi che non si può mangiare, e da che lavora, che viene, che va, che viene, che va. Il mondo se Garibaldi, se Garibaldi. Lavora, che viene, che va. Mi dici che il mondo se Garibaldi. Allora dobbiamo confessare però che tutte le altre strofe, a parte la prima, le avete cantate voi, noi non le sapevamo. A memoria proprio no. Questo ci Da oggi- aiuta. Certo. Yes. Lady B o Baby B? Benissimo. Scegliete voi. Perfetto. Lady B. Let it be, va bene? Sempre in do? Sempre in do? Okay. Ready? Okay, start. Okay. 1, 2, 3, go. When I find myself in times of trouble, Mary comes to me, speaking words of wisdom and peace. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom and peace. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. When the broken-hearted people living in Calvary, there will be an answer, let it be. Though they may be guarded, there is still a chance that they will see. There will be an answer, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. There will be an answer, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper in the sun, let it be. Bravissimi. American Corner Trieste.
Uno veloce, va bene? Sì. Qual è? Perfetto. Un bis a gentile richiesta. Jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight. In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight. Trieste, tutti gli ukuleli, bravissimi. Bello. Bella questa cosa che usate l'ukulele per varie imparare l'inglese, allora. attività, Per insegnare l'inglese, giusto? Sì, ho capito Quindi, così. per Ma posso venire divertirsi. anch'io? Ho imparato Posso a venire fare il do. anch'io, anche se non ho... Ho imparato a fare il do. Ok. Quindi due risultati in una sola cosa, cioè insegnare l'inglese e distruggere la musica, quindi due robe. No, scherzo, era bellissimo. Cattivo, Era bellissimo. cattivone. Divertirsi, la parola d'ordine è divertirsi. Un applauso alle ragazze e a tutto il gruppo. Brave, bravi, bravo, unico maschio, bravo. Vale doppio, vale. No, Cerneca, complimenti per l'accompagnamento, sì, mi ha colpito. Ha Mi ha ceduto, colpito però. molto. Ha ceduto l'ukulele per... Cosa devo fare? Hai cambiato microfono. Io sono L'altro è venuto quello a su. fare la mia solita interruzione così di azione di Carlo disturbo, Fonda. perché il prossimo maker sono dei raccomandati, perché il progetto lo fanno nel mio laboratorio. Vabbè. Quindi bisogna trattarli molto bene, perché se vi comportate male con loro vi staccano un orecchio, lo scansionano, lo stampano in 3D. Stampa 3D per la medicina. Per 3D per la medicina, e due maker che conosciamo oramai da anni, sono anziani. Abbiamo un microfono da dare loro, parlano qua. Arriva il microfono. Stampa 3D per la medicina, il signor Pecorelli e la signora Sossi. Ciao. Sì, si parte dall'ukulele, cose allegre, si va su un tema un po' più serio. E allora, questo è un progetto sviluppato presso lo Shifab Lab dell'ICTP. Ha un orecchio? Sono orecchie. No, è bellissimo. Ma sì, È un questo- orecchio blu. Esatto. Sì. Ce n'è anche uno giallo, là dell'exhibit. Ecco, ce n'è uno. Questo fa un po' impressione in silicone. Ok, chi ha prestato l'orecchio per... non c'è un essere umano che è stato poi. L'abbiamo trovato. Avete trovato? Si trovano orecchie. Si trovano orecchie. In giro, così. E l'utilità? Allora, questo è un progetto che è partito insieme all'Università delle Filippine, il Fab Lab di Mindanao. E tutto è nato perché lì c'è l'esigenza di trovare dei metodi low cost per creare protesi di orecchie, perché lì
questa patologia molto diffusa di cui Guido vi parlerà un po' più nello specifico, che quindi i bambini nascono con l'orecchio deformato. E purtroppo lì, essendo comunque un paese in via di sviluppo, hanno bisogno di quantità molto elevate e costi molto bassi. Quindi siamo stati contattati per dargli una mano a trovare metodi alternativi per creare queste protesi. E che poi lo scopo nostro non è quello di creare le protesi in sé, perché in un Fab Lab l'ambiente è contaminato, appena si apre la scatola del silicone è già da buttare praticamente, per scopi medici ovviamente, però di usare il Fab Lab come se fosse una palestra per i medici e dar loro l'opportunità di sperimentare varie tecniche di creare protesi e trovare quella che per loro è quella più convincente o facile da usare, più efficace. Io sono stata aiutata da Guido, qui presente, che magari vi racconta un po' di più la parte tecnica. Diciamo, i modelli che sono qui rappresentati sono di 2 differenti tecniche operatorie. Allora, partiamo dalla base. Perché la necessità di creare un orecchio? Alcune patologie nella nascita portano delle malformazioni a livello auricolare, per cui i neonatini nascono senza il padiglione auricolare oppure con un abbozzo di padiglione auricolare che non gli permette assolutamente di sentire, perché la malformazione può essere anche interna, quindi tutto il canale uditivo è assente. Nella richiesta, diciamo, nella situazione era quella di riuscire a creare, soprattutto per i bambini, la possibilità di interventi in età precoce per potergli permettere nel momento dell'inserimento cosiddetto in comunità di non avere la difficoltà di rapportarsi con gli altri bambini con la loro differenza. Le 2 tecniche che noi abbiamo portato qui sono una di intervento di costruzione di protesi con questi elementi, che sono dei cosiddetti template, sono delle formine che servono, ovviamente queste sono più grandi rispetto all'originale, per la creazione della parte interna dell'orecchio, quindi della parte della cartilagine. Questi elementi nell'intervento reale sono un po' più piccoli e vengono utilizzati come forma per tagliare la cartilagine della costola della persona a cui si sottopone all'intervento, che diventa la nuova struttura, la nuova base della pelle che poi viene rimodificata. Praticamente l'intervento comporta una apertura della cute, una estrazione della fascia muscolare, che è una sorta di velo trasparente, che è quello che dà il sangue, che quindi poi porta l'afflusso sanguigno alla cartilagine, altrimenti poi morirebbe. E la cute stessa viene poi rimodellata sulla forma della cartilagine per creare questo orecchio in prima battuta nella sua forma, sul quale poi in seconda battuta vengono fatti poi altri interventi per la creazione del canale uditivo, nel caso in cui ci sia la possibilità di ricostruirlo e quindi sia solo una deformazione esterna, o semplicemente per creare comunque una forma che possa essere più possibile vicina a quella dell'orecchio originale. Nella seconda opzione, l'orecchio viene creato come struttura anaplasica, cioè una protesi che viene portata sopra la parte mancante come un paio d'occhiali, come una dentiera, in un altro materiale, non in una gomma siliconica. In questo modello è una gomma siliconica che però viene poi colorata come la pelle originale. La tecnica attuale i tecnici anaplasici praticamente sono dei tecnici che tramite scultura a livello elevatissimo, quindi con competenze elevate, ricostruiscono parti mancanti del viso, quindi nasi, orecchie. Tramite lo stesso sistema che si usa per mettere le dentiere mobili con dei fermi magnetici che vengono ancorati sulla parte, vengono poi applicate queste orecchie che sono come dei supporti che vengono tenute su tutta la giornata, e quando si va a casa le staccano, però sono talmente vicine all'originale che è impossibile riconoscerle. Mi ricorda un po' la ricostruzione dei trucchi nel cinema. Esatto, la tecnica è praticamente la stessa. La ricostruzione in questo caso viene fatta tramite una scansione 3D dell'orecchio sano. L'immagine tridimensionale viene invertita per creare la forma mancante. Viene creato un positivo di lavorazione che è l'orecchio come deve essere. Da questo positivo di lavorazione si crea un box, uno stampo che non è altro che il negativo di quello, e all'interno di questo stampo si
il silicone che una volta solidificato ha la forma dell'orecchio mancante e può essere applicato praticamente in tempi molto brevi con costi estremamente bassi. Ovviamente le rese sono molto differenti, ma considerando quelli che sono i bilanciamenti costi-benefici di una azione precoce, di una lavorazione precoce, soprattutto in quelle aree del mondo dove non girano soldi, dove normalmente lo stipendio medio è di $10 al giorno, dove quindi cose del genere sono fantascienza ma sono ottenibili, poter collaborare con queste cose è un qualcosa che dà un grande valore. A quale punto siete? Cioè, Fondamentalmente c'è la possibilità che la cosa entri in pratica, insomma. Questo dipende dalle strutture in loco, perché fondamentalmente quello che è stato il nostro grande obiettivo è creare la tecnologia. Una volta che le tecniche sono state create e i medici possono scegliere quale tecnologia utilizzare e come utilizzarla, dipende dalle università, dalle strutture, poterle mettere in campo nella maniera corretta, quindi creare all'interno degli ospedali delle zone dove personale adeguato, adatto, che conosce come utilizzare materiali in sterilità, crea le dime oppure crea le strutture che poi vengono impiantate sulle persone. Però questo è tutto un percorso che richiede dei trial, delle tecniche che sono comunque a carico dell'ospedale e quindi di scienziati che lo fanno per mestiere. E con la stampante 3D praticamente viene fatto... Viene creato il box, vengono create queste Questo? due strutture, è creato un punter positivo di lavorazione ok. per verificare le esatte forme. Una volta che l'orecchio è creato nella maniera corretta, che si è sicuri che sia la giusta forma, di questo orecchio si fa il negativo, quindi si crea una scala con la parte dell'orecchio mancante, quindi il vuoto, nel quale fa da cassaforma per il liquido, per il silicone che solidificato viene fuori esattamente come l'orecchio che si vuole. Sono le stesse tecniche degli effetti speciali che si utilizzano. Medici con i quali abbiamo collaborato nelle Filippine, poi loro hanno svolto un percorso proprio alla base dove si partiva dalla scansione 3D dell'orecchio e hanno loro imparato con l'aiuto del Fab Lab a trasformare il file dell'ATAC, che è un file in 3D diciamo, in file per la stampa 3D. Ed è stato interessante perché poi ci hanno chiesto anche quali stampanti consigliamo e quindi loro stessi hanno imparato da zero a stamparsi l'orecchio, perché appunto una tecnologia a basso costo. Tutto questo è stato fatto, questo è la scatola con la stampata lì, mentre questo col taglio laser un po' più macchinale, un po' più complicato diciamo, però sicuramente sui grandi numeri si abbattono tanto i costi. Diciamo fondamentalmente chi conosce la stampa tridimensionale, la differenza tra la stampa in filo e stampa in resina, sa che le differenze stanno nell'obiettivo finale. Per quello che riguarda le cassaforme, riuscire a ottenerle con le stampe in resina permette di ottenere una forma più liscia, più morbida, quindi più facilmente elaborata rispetto a quella della stampa in filo, che comunque crea le sue zigrinature che andrebbero passate con lo stucco. Quindi ci sono tecniche molto più veloci per ottenerlo. Dal punto di vista medico, l'uso della stampa 3D sta diventando sempre più importante, anche specie per quello che riguarda la chirurgia. Immaginate, cosa brutta, tumori dell'osso, tumori della mascella, dove praticamente bisogna fare interventi che normalmente, storicamente, sono estremamente demolitivi. Si toglie e la gente è completamente senza. Con la stampa 3D stanno continuando a fare tecniche in cui tramite la TAC, quindi tramite le risonanze magnetiche TAC, si studia, il chirurgo studia l'approccio all'operazione, quindi vedendo l'immagine in 3D lo studia l'approccio, ma al contempo crea la parte di protesi e di supporto che poi dovrà reinstallare il pezzo di ancoraggio nuovo con i nuovi materiali che si possono reincollare. Una volta che avrà tolto l'osso malato, mette il tocco di struttura di posizione nuova della giusta grandezza, nella giusta forma, ma in tempi estremamente ridotti, quindi non c'è più il dover aprire, lavorare, aspettare, fare le forme. No, ma mi sembra anche che la cosa sia economicamente non inarrivabile. Cioè, Non è solo un problema di economia, è dal punto di vista di beneficio per la persona che viene operata. Ridotti i tempi di anestesia, ridotti i tempi di lavoro e di rischio durante l'intervento, si aumenta la velocità di recupero. Certo. Quindi il beneficio è per la persona, non solo per i costi. Quindi primariamente.
Su questa nota mi ricordo i primi PDF che mi sono stati passati, perché io non sono medico. Loro hanno una certa dimestichezza con questo tipo di interventi, eccetera. Quindi ogni PDF che aprivo avevo la mano coperta, perché io non sono abituata a vedere volti aperti, Certo. operazioni in corso. Loro tranquilli, ma no, ma perché si fa? Madonna. Quindi è stato anche divertente, imparato tantissimo. È molto la parte bella di questi progetti, perché ti si aprono dei mondi, si conoscono persone incredibili, spaziali. Però da non medico certi momenti sono stati Sì, perché ti ritrovi a collaborare con campi di applicazione totalmente diversi. sì, ma poi figurati, io già quando mi taglio mi dà fastidio, figurati. Quindi tu ti sei occupata in questo grande progetto, vi siete occupati di due cose differenti, mi pare di capire. Sì, allora, io sono stata contattata dalla professoressa di Mindanao, perché ho già collaborato con loro 2 anni fa, prima del Covid proprio. Quindi c'era già un contatto, e quando mi hanno parlato di questa idea, anni fa abbiamo già avuto un maker che è venuto in laboratorio creando delle protesi mediche, o comunque stampato in 3D nell'ambito medico. E casualità abbiamo un maker che ne capisce un po' di medicina, se un po', non tanto, e quindi ci siamo messi insieme a cercare un modo di sviluppare le cose. Il processo è molto più veloce, perché io ho cercato di documentarmi, eccetera, però sono anni luce rispetto a chi ha già dimestichezza e sa già di cosa stiamo parlando. Diciamo è stato un grande lavoro di collaborazione. Io mi occupo di sanità, sono un sanitario, non sono medico, però avendo rapporto con medici, avendo rapporto con chirurghi che lavorano nell'ambito dell'orecchio, ho avuto modo di metterli in contatto, quindi di prendere le varie professioni, nei vari ambiti, da maker, quindi il punto di riferimento, cioè sapendo cosa loro cercavano e sapendo cosa si può È stato fare, il ponte tra i due mondi. per cercare di far parlare i due mondi in modo da trovare la quadra di quello che era la domanda e la possibilità di offerta delle due cose. Ovviamente dal punto di vista medico la ricerca per l'implantologia e quindi l'impianto di questo tipo di protesi esiste da tantissimi anni. Creare questo genere di protesi a livello economico basso, diciamo che normalmente un intervento del genere all'estero è sui 40-50 mila euro per la ricostruzione di un orecchio. Costi che in certe altre parti del mondo non sono notabili, anche non soltanto l'intervento in sé per sé, ma è tutto il post operatorio e il controllo, perché sono interventi che richiedono continui follow up, anche perché le zone non sono sempre sanitariamente parlando, igienicamente parlando decenti, quindi l'infezione è sempre dietro l'angolo. Riuscire a cercare di trovare una via di mezzo, una possibilità che potesse essere offerta come ragionamento, perché ovviamente si tratta di progetti, quindi non c'è ancora niente che è stato attivato, ma poter presentare dei progetti che sono effettivamente realizzabili e dire ok, questo è per voi, si può fare, vedete come riuscite a farlo, noi continuiamo a dare input. Quello è stato la parte del nostro lavoro. Quale sarebbe la soddisfazione umana di sapere che questa cosa alla fine diventa pratica e diventa l'aiuto per un bambino? Sì. No? Sappiamo per certo che non è lontana la possibilità di realizzare una cosa del genere. Si sa, perché comunque per fortuna esistono già delle onlus, delle grandi strutture che si occupano tramite medici che lo fanno volontariamente di andare in posti particolari e fare barcate di casi particolari di lavorazione. Ad esempio ci sono alcune, la cosiddetta nave del sorriso, una nave ospedaliera che attracca in zone di terzo mondo dove ci sono gli ospedali che vengono contattati precedentemente per arruolare bimbi che nascono con labbro leporino. Certo. Questa nave, che è una nave ospedale, è attrezzata con tutto il massimo per fare la sala operatoria, post ricovero, degenza, fino a che non possono essere dimessi. Vengono chiamati questi bambini, si fa l'intervento di ricostruzione del labbro leporino in ambiente sicuro e hanno un rientro, insomma hanno la possibilità di avere un intervento che normalmente per quelle zone è impossibile.
vi trovano? Dove vi trovano? Siete come attività Qui. loro e il maker Nel sono Fab in Lab. giro. Qui dietro, sono qui dietro, sono qui dietro. Lei gioca in casa. Perfetto. Io Allora li trovate qui dietro. Uno si sta chiedendo come mai sei vestito Esatto. così. Volevo dire proprio cosa. Io sarei ora ad ascoltare Guido e Sara, ovviamente, perché quando viene in laboratorio mi racconta queste cose. Penso che solo a Make Fest vediamo un argomento così serio, importante, direi quasi fondamentale per il progresso umano, trattato in costume così bello, e ci sono anche le signore che lo stanno reclamando, vengono dalla sua epoca e quindi lo stanno reclamando. Un applauso a questa scienza, a passione, essere maker, sentirsi facendo cose importanti e utili. Io sono venuto nel mio solito momento di interruzione rapida. Adesso interrompiamo la parte dei talk dei maker. C'è uno spettacolo fra un attimo. Uno spettacolo io volevo ancora fare un paio di pieno. ricami. Mentre stanno montando lo spettacolo e noi liberiamo il palco, perché hanno bisogno di tutto lo spazio necessario, e anche il microfono e tutto, adesso li attrezzeremo. Volevo dire, nel frattempo, chi ha piacere può scoprire che nel villaggio Maker Faire ci sono dei pannelli con dei buchi dove si può mettere la faccia e farsi fotografare come maker. Sono le postazioni per i selfie difficile avere una mano lunga 2 metri per andare all'altro lato, però fatevi fotografare nelle postazioni dove diventate un maker per 10 secondi e magari vi viene voglia di diventarlo più a lungo, come abbiamo visto, per fare delle cose particolari, belle, divertenti, ma soprattutto anche utili. Niente, questo era la mia interruzione. Grazie, Carlo. Mentre lasciamo Victor e Claudio che preparano il loro spettacolo di chimica, a differenza dei talk da 15 minuti, questo è uno spettacolo impegnativo che dura oltre un'ora e vi porterà nel mondo della chimica in maniera veramente esplosiva. Esplosiva e divertente, quindi anche Sì, i sì. ragazzini, tutti quelli che Ah no, vogliono proprio esplosiva. esplosiva. Okay. Divertente, Ma possono ma rimanere in prima fila seduti, secondo te? Io non lo Devono firmare una carta, però sì, per il resto è tutto... sì, va bene. Devono avere Qualcuno sta spostando la mutande di sedia. ricambio. Mutande di ricambio, ha detto Carlo. Ho capito bene, sì. Allora, stanno ancora preparando. Cosa dici, Flavio? Marco? Avranno bisogno di noi oppure Io siete credo che autonomi? nell'ora e un quarto non avranno bisogno di nessuno all'incirca. Non avremo, io vi guardo Ciao, tutti ben voci trovato. eccezionali. Un'ora e 15 nella quale faremo della chimica in maniera divertente, però insegnerete delle Allora, cose. noi sono tanti anni che cerchiamo di fare questo spettacolo che portiamo in giro per le scuole e tutti i circoli ricreativi che ci chiamano. Perché, direte voi? Perché tutti quanti pensano che la chimica sia una cosa brutta, fatta di formule incredibili. Io sono 40 anni che ho insegnato all'università e anche a scuole superiori, ho capito questo, la gente non piace la chimica. Ci sono delle cose che sono astruse, che brutto. Allora abbiamo portato in giro uno spettacolo che invece mostra come la chimica può essere vista come qualcosa di ogni giorno, qualcosa del quotidiano. Facciamo qua uno spettacolo che vedrete dove è mescolato un po' di teatro, un po' di cabaret e un po' di chimica, effetti speciali, cose che si vedono in televisione, che si vedono nel cinema, cose di ogni giorno. Vedrete uno spettacolo, speriamo che vi piaccia, che vi divertiate, che mandate altra gente domani a vedere, fate pubblicità per noi in scuole, così capirete che la chimica è quella di ogni giorno, perché la chimica è magia, la chimica è la vita. I sentimenti che noi proviamo in questo momento e Chimica. sempre sono segnali chimici, sono segnali che ti arrivano nel cervello. Le emozioni. La chimica è vita. Vero. E quello è quello che noi cerchiamo di fare, di vedere. Adesso abbiamo C'è un'interferenza. abbiamo preparato tutto. Questo è uno spettacolo iterativo. Chiamiamo la gente fuori, quindi i ragazzi che vogliono venire qua. Ecco, io mi piacerebbe, sapete cosa? Che quando abbiamo finito con ogni ragazzo, gli facciamo fare la passerella.
ragazzo si inchina, voi applaudirete, e se il nostro amico vuole fare una piccola sigletta sopra, sarebbe bello così per i ragazzi, per tutti noi. Boh, allora adesso se voi siete d'accordo, noi cominciamo. Incominciamo. Sapete che dobbiamo andare via un po' prima, la nostra solidarietà è tutta per i lavoratori della Varsila, parteciperemo anche noi alle manifestazioni. Pacifica, speriamo che tutto vada bene e speriamo che questi ragazzi non debbano perdere un posto di lavoro. Ecco, quindi solidarietà per la Varsila, spettacolo, divertitevi. Se avete delle domande, poi alla fine siamo qua per rispondere, va bene? Grazie. Grazie. Godiamoci lo spettacolo allora. Quindi dobbiamo prepararci bene. Allora, praticamente, siccome è difficile che accada spontaneamente, quando noi tiriamo su, quando chiediamo di fare silenzio, va bene? E questo che sia chiaro. Bene, adesso per iniziare questo spettacolino abbiamo bisogno di un bambino, possibilmente non figlio unico, e con una maglietta verde acido. Parlate, ecco. Che abbia scritto Pikachu. E che abbia scritto Pikachu. C'è un bambino con la maglietta verde acido che abbia scritto Pikachu. Ma dai, incredibile, incredibile. Incredibile, è tutto assolutamente non preparato. Allora, bambino, ex bambino, vieni qua. Allora, prima di tutto, poiché io ho insegnato per 30 anni sicurezza nei posti di lavoro e all'università in particolare, permettetevi un'ora adesso di discorso sulla sicurezza. Allora, oh no. Allora, la prima cosa è la prevenzione. Prevenire vuol dire fare in maniera che non possa accadere niente di pericoloso. Noi non usiamo sostanze pericolose, tossiche qua. No, cose che si trovano comunemente a casa. Alcune di queste possono essere pericolose se prese in un certo modo, ma qui non lo faremo. Quindi la prevenzione c'è perché abbiamo provato centinaia, migliaia di volte questi esperimenti e sappiamo che non c'è pericolo. L'altra cosa è la protezione. Protezione significa fare in maniera di non farsi male, non sporcarsi, usare i cosiddetti dispositivi di protezione individuale. Allora bambino, quali sono i dispositivi? Primo dispositivo, i guanti. Allora, i guanti vanno gonfiati. Quante dita hai? 5? È giusto, bene. Soffia dentro così, gonfia il guanto e metti sul guanto. Perché, direte voi? Perché le allergie uno può avere senza sapere. Noi non sappiamo che cosa succede, quindi ci mettiamo i guanti. Perfetto. Allora, aspetta che lo aiutiamo. Perfetto. Dovrebbero coincidere. Adesso secondo guanto. Adesso un'altra mezz'ora per il secondo guanto. Ma fai con calma, non c'è assolutamente, non per metterti fretta, ma dovresti... Allora, metti pure il ditino, bravo. Anche l'altro. Vai. Bene. Allora, adesso... Ci mettiamo dentro il camice, questo perché non ci si sporchi il vestito, poi le mamme vengono a dire ho dovuto mandarlo in pulitura, quindi ci mettiamo i guanti, ci mettiamo il camice. Ecco, forse un po' piccolo. E vabbè, questo è quello che passa a convento. È un po' piccolo. È un po' piccolo. Ecco, e adesso la parte più delicata, gli occhi, vai. Metti gli occhiali. No, metti sopra, fai gli occhiali al quadrato. Ecco, bravo, un applauso, adesso siamo pronti, bene. Ah, non ci hai detto il tuo nome, come ti chiami? Come ti chiamavi? Pierugo. Giovanni. Ecco Pierugo. Pierfilistolfo. Bene, allora, ha questo vizio di cambiare il nome continuamente. Allora, vicino, stai calmo e non essere aggressivo. Adesso devi seguire, va bene quello che facciamo. Però io non riesco a fare così. Allora, bambino, prendi questo bicchiere. Adesso assisterete a una magia. La trasformazione dell'acqua in succo di frutta. Che succo di frutta vuoi? Aspetta, però prima prendiamo questo pericolosissimo reattivo chimico. Attenzione, piccino, lo apriamo con massima cautela. Ecco, con massima cautela, non deve espandere neanche una goccia. Adesso prendilo e stai molto attento. Questo è pericolosissimo ossido di idrogeno. Chiamato EA. Dovrei usare questo pericolosissimo liquido qui dentro, facendo cura di centrare il bicchiere, se ce la fai. Vai. Ecco, bravo, ancora un po',
Basta! Costa l'acqua al giorno d'oggi. Chiudiamo? Bene, adesso tenteremo di trasformare questa pericolosissima acqua in succo di frutta. A che gusto? Entro le 5 possibilmente, perché c'è la manifestazione. Facciamo succo di frutta alla mora, va bene? Alla mora. Devi dire sì. Sì, è completamente d'accordo. Allora, adesso però prendi un attimo, professor Travagliati. Allora, di che colore è l'acqua? È incolore, è il termine corretto. Ecco, non bianco, Incolore. questo è bianco, quello è incolore. Allora, se prendiamo un liquido incolore e mettiamo dentro un altro liquido incolore, che colore uscirà? È incolore, che domande fai anche tu? Adesso proviamo. Allora, alza bene, mettiamo un liquido incolore in un altro incoloro. Un applauso, agitiamo. Avete visto la spatola per agitare, molto comoda. Molto comoda e pratica. Una volta insomma ci si arrangiava con quello che passava al convento, poi hanno scoperto che si potevano anche calzare i mocassini. Allora, adesso il succo di frutta alla mora fa abbastanza. Vuoi assaggiare? Sei possibilista? No, perché dobbiamo fare un altro esperimento. Tenteremo di trasformare, e prendilo per cortesia se non è troppo disturbo, scusami. Tenteremo di trasformare questo succo di frutta alla mora. In cosa potremmo trasformarlo? Prova a pensare. In cosa potremmo trasformarlo? In limonata, bravissimo! I bambini al giorno d'oggi sono molto intuitivi. Allora, adesso tenteremo di tagliare questo limone. Una volta non esistevano i coltelli, si usava questo attrezzo che poi hanno scoperto che si poteva usare anche per tagliare il grana, ma una volta non c'era il grana e quindi squartavano i limoni. Una volta si squartava tutto. E squartavano anche i limoni, però poi hanno scoperto il coltello e quindi pensate, e questo non c'è scritto sui libri di storia, perché qua si va in gita, si va di qua, si va di là, si fa sciopero, però non si studia. Le mani anticamente erano dei moccoli, non c'erano le dita. Si sono formate quando hanno iniziato a tagliare i limoni, pensate, perché una volta li tagliavano così, insomma non era pratico, poi hanno iniziato a tagliarli così, si sono formate le dita. Allora, siccome però abbiamo anche un taglierino, utilizziamo il taglierino, tagliamo il limone ed è un vero limone limonoso. Adesso io tengo il bicchiere, tu prendi il limone, schizza dentro il bicchiere, non nei miei occhi cortesemente, lì dentro. Praticamente devi esercitare una pressione pari a almeno 12.000 kPa per centimetro quadro sulle pareti del limone, il liquido per forza di gravità percola. Vai. Vuoi un torchio idraulico piccino? Esercita, ecco, non fanno più ginnastica, non si fa più niente. Non si fa più. Proviamo. Ecco. Bravo. Tira su. Così mi appoggio anche, perfetto. Tieni su. Agitazio, ecco, l'esperimento Agita. sta fallendo miseramente, ma non voglio dartene alcuna colpa, piccino. Stai miseramente fallendo questo esperimento. Ma Tutti riprova. quanti, per Ancora un po', favore, ancora un facciano po'. bu. Vai. Bu. Metti ancora il limone. Ancora. Aspetta che ti aiuto. Io schiaccio le tue dita che schiacciano il limone. Vai, mescola. Anche dentro se ce la fai, grazie. Bene, vai, agita. Attenzione. Allora a sto punto usiamo anche l'altro. Vediamo cosa succede. Ed abbiamo... Un applauso al nostro mago, che non mi ricordo mai come si chiama, Giampier Filistolfo. Allora, bene. Volete sapere Volete cosa è sapere? successo o No. lasciamo come magia? No, a me non Decidete voi. Mediamente non gli Come interessa. magia o volete sapere? Volete sapere? Siete assetati di... Allora, all'interno del bicchiere c'era una sostanza Avvicinati un particolare, po' magari così. sostanza particolare che c'ha un nome difficile, si chiama fenolftaleina. Ripetetelo tutti senza sputacchiare alla persona che vi sta davanti. Fenolftaleina, che ha questa capacità di essere senza colore, quindi incolore, in acqua, quando l'acqua è neutra, oppure c'è dentro una sostanza come in questo caso abbiamo messo bicarbonato di sodio. No, soda caustica. Soda caustica.
Invece, se si acidifica, anzi scusate, stavo sbagliando, se fossi all'università a insegnare, i miei studenti giustamente mi fischierebbero perché io gli davo un brutto voto quando sbagliavano, giustamente. Allora, Infatti lo hanno mandato in pensione perché subito. non era in grado. Quando la soluzione è acida, acida, è incolore, come vedete adesso. Quando la soluzione invece al contrario di acido si chiama basico. Quando è basica la sostanza è color rosa, shocking che avete Allora, detto. che cosa abbiamo fatto noi, professor Allora, Tavagnacos? all'interno del bicchiere, voi non avete visto, ma c'era sciolto un po' di questa fenolftaleina. Ed abbiamo messo dentro acqua. Acqua pericolosissima. Pericolosissima acqua. Quindi Poi? la soluzione, siccome è neutra, in quelle condizioni non ha colore. Quando però lui ha messo dentro un po' di Una soluzione di basica, la soluzione è diventata rosa. Sembra succo di frutta, ma non è succo di frutta. Ma pensate che possiamo rifarlo fino a quando il bicchiere non è colmo? Esatto, Poi, quindi lo facciamo 1000 volte. per motivi fisici, con questo abbiamo agitato. Vedete, adesso c'è un eccesso di soda, quindi la soluzione è colorata. Se tu metti ancora un po' di limone, la soluzione torna a essere incolore. Sempre se sei d'accordo. perché col Prodotti di caratterazzo questo che si tipo si ritrova. trovano per esempio nei negozi dove vendono prodotti per i pesci e per gli acquari. Tipo la casa del Perché pesce. il pesce, il pesciolino vuole avere un ambiente, una pH giusto per lui, Ancora. e quindi uno può comprare queste cose e controllare. Bene, ecco, come dicevo, possiamo farlo 342 volte, ma mi sono rotto. Bene, adesso andiamo avanti con il secondo esperimento, sempre colorato. Teniamo sempre Gian Pierugo. lui, Bene. sì, ecco. Allora, Pierugo, adesso faremo assieme il semaforo chimico experimentum. Wow, dovreste dire wow, rifacciamo. Oh. Aspetta, facciamo una prova. Facciamo una cosa. Va bene, basta. Smettila. Allora, praticamente una volta non c'era l'energia elettrica, quindi come facevano a regolarsi negli incroci? C'era uno con vestito così proprio che teneva questa ampolla in mano. Allora, prendi anche tu l'ampolla qui, sopra, sul manico, un po' più in su. Ecco, lasciami un po' di posto, egoista. Allora, quindi c'era il semaforo che era giallo, giusto? Dopo il giallo, che cosa c'è al semaforo? Chi ha detto verde? Allora, Chi ha rimangono detto due verde? colori, rosso o verde. Chi ha detto verde, per favore non guidi, prendi Esatto, la patente prima. sia possibilmente a casa. Allora, dopo il giallo cosa fa? Avverte che arriva il rosso. Allora, agitiamo un po' e diventa rosso. Oh. E dopo il rosso? E dopo il rosso cosa arriva il... mancava solo quello. Scusa. Però vedete, no, il rosso dura sempre tanto. È una piaga. E allora È un bisogna problema. aspettare un po'. Anche una volta durava tanto e allora poi gli diamo un po' più, lo agitiamo un po' di più e Ecco se Dio che- vuole arriva anche il verde. Ecco il verde. Ecco il vedete? verde. Un applauso al nostro Visile di una volta. Ecco, poi diventava nero, lì era un po' un casino, stavano in mezzo, Per si quello che hanno sbattevano. inventato Hanno un po' semafori ottimizzato. moderni. Esatto. Oh, Bene, come- e poi tornerà con la calmina, tornerà, vedete, torna arancione, lampeggiante. Fai il lampeggiante. Fai lampeggiante. Bravo. Allora, qui dentro c'è una sostanza colorata che si chiama carminio d'indaco, che ha una particolarità. Quale, quando qui professor dentro Tavagnacos? non c'è ossigeno, ha colore giallo. Giallo. Perché qui dentro c'è un altro prodotto che sta consumando l'ossigeno, quindi qui dentro ce n'è poco. Quando però si mescola un po', entra un po' di ossigeno, questo ossigeno reagisce col carminio d'indaco e lo fa diventare rosso. Quando si agita ancora di più, entra altro ossigeno. Mi agiti un po' per piacere? Agita me. Agita. No, tu agita me. E questo diventa Tu agiti verde. me e io, proprietà transitiva, agito la... Però il secondo passaggio che vedete è più difficile del primo, quindi ci vuole un po' di più tempo. Dopo un po', però, quando uno smette di agitare, l'ossigeno all'interno si consuma e questo torna nuovamente a diventare prima rosso e dopo giallo. Bene, bello, no? Bello, bello. Aspetta. Visto che si fa fatica qua, ecco. Bene. Grazie per l'applauso spontaneo. Bene, e adesso procediamo No, senza... un applauso al nostro mago, alpinista, e più ne ha più ne metta, Pier Mattia Ugo Filistolfo II.
Bene, adesso vorremmo chiamare Dario barra A, una bambino un barra A, bambino barra A, possibilmente con una maglietta azzurra, i capelli lunghi, neri, scuri, i pantaloncini neri con dei disegni che non riesco a capire che cosa sono. Oh, incredibile, siamo veramente fortunati oggi. Allora, stai pure lì, oppure potresti stare sotto, tiriamo su. No, non è stare qua. Mettiti qui, fai finta di essere felice e saluta tutti. Allora, mettiti qua, mettiti sul camice. Dov'è? Il camice. Allora, adesso faremo un esperimento che ricorda però una fiaba, una favola. Tu ti ricordi la favola di Aladino? No, devi dire sì, sì. Sì, se la ricorda benissimo. Se la ricorda benissimo, brava. Ecco, un po' piccolo, ma vabbè, dai, questo passa. La prossima volta lo prenderemo un po' più grande. Allora, come ti chiamavi? Sì. Giovanna, saluta per l'ultima volta mamma e papà. Ciao ciao. Allora, avevi anche amici? Oddio, no, i guanti. Vabbè. Allora, faremo questo esperimento in cui si ricorda una fiaba, la fiaba di Aladino. Allora, Piere Peruga si ricorda benissimo la fiaba. Cosa fa? Intanto dove siamo ambientati? Siamo nel deserto. Deserto. Oh, calma, non agitarti. Allora, vieni qui e cammini su e giù nel deserto. Allora, tu intanto cammina e vai su e giù, fai la gnorri. Arrivo, Adesso tu cammini, sì, non serve che vai fino a... Allora, adesso tu camminando, non fai finta di non averla vista, non l'hai vista. Cammini, arrivi lì, quando arrivi lì, fai finta di inciampare, sbatti violentemente la testa, deve essere vero, quindi no, lasciamo stare, dai. Fai finta di inciampare e vediamo come viene. Rifai. Allora, cammina, Oh! Sappiamo un po' meglio. Oh! Cos'è? No, non devi dirlo a me, tra te stessa, non devi chiedere, io non ci sono. Una lampada, può essere la lampada di Aladino? Girati verso i nemici. Può essere la lampada di Aladino? No, perché no? A parte quello, ma c'era l'elettricità nel deserto? No, e soprattutto dove lo appendevi? Non c'è niente. Ecco, quindi non è la lampada di Aladino. Tu continua a camminare ancora un po' velocemente. Vai. Bene, rifacciamo la scenetta. No, non devi guardare, sennò. Vai, cerca di... Fai una capriola, vai. Va bene. Oh, prendi. Questa potrebbe essere la lampada, giusto? Cosa si fa con la lampada di Aladino? Sì? Si strofina, vai. Non succede niente. Perché? Perché non è una lampada, è un accendino. Vabbè. E per finire, finalmente, fai di nuovo la scenetta. Vai, cammina. Ok, questa è delicata. Vai, vieni, brava. Tac. Oh. E tu dici, no, questa non può essere la lampada di Aladino. E invece sì, la lampada di Aladino somigliava terribilmente a una bottiglia di birra Cerveza Alta in Munster. Ecco, allora adesso abbiamo trovato la lampada, strofina e dovrebbe, girati via, e dovrebbe uscire il genio, giusto? Esce? No. Allora lo chiamiamo al 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, genio! Devi chiamare anche tu. Scusa, sì, magari se lo facciamo tutti insieme. Al 3, 1, 2, 3, genio! Non esce. Allora forse ha bisogno di bere? Ha sete. E allora? Abbiamo per caso qua dell'acqua per geni. Ma guarda, la famosissima acqua per geni. Vedi qua, l'acqua per geni, no? Quindi prendiamo... Se di qua esce il genio, questa è la lampada di Aladino, giusto? Allora, proviamo a vedere se è vero. Allora, mettiamo un po' di acqua per geni. Metti l'acqua per geni. Ecco, magari anche dentro, se ce la fai, professor Tavagnacus. Bene, basta. Adesso riproviamo a chiamare. Proviamo a chiamare al 3. 1, 2, 3.
Genio! Vieni fuori! Niente. Niente. E allora si vede che Si vede che ha fame? ha fame. Fa fame. Proviamo a mettere dentro un po' di pepe. Pepe. Pepe per Geni. E cibo uno dice, per Geni. per forza che poi ha fame, gli dai il pepe per gli dai Geni. il pepe. E adesso vediamo se esce il genio. Vediamo se c'è il Attenzione. genio. Tu guarda, guardate tutti pronti, Attenzione. macchine fotografiche, telecamere, prove. Speriamo 1, 2, 3, funzioni. via. Un applauso al genio! Avete visto che il genio c'era, solo che dormiva. Ti è piaciuto questo? Benissimo. Allora, ti è piaciuto? Devi dire di sì. Sì. Non sei quasi convinto, incredibile. Bene. Vi chiederete cos'è successo, Cosa è successo? vero? Tu ti chiedi Che cosa è esperimento è? Allora, semplicemente qui dentro abbiamo messo dell'acqua ossigenata, quella che si trova al supermercato. Alla casa dell'acqua ossigenata si trova. L'acqua ossigenata voi comprate, avete a casa per disinfettare. L'acqua ossigenata si decompone lentamente, infatti se voi la comprate, la tenete a casa, dopo 1 anno, 2 anni non funziona più, perché l'acqua ossigenata si trasforma lentamente in 1 o 2 anni in acqua più ossigeno. Io qua ho aggiunto semplicemente un catalizzatore di decomposizione, cioè l'acqua ossigenata, avete visto, era acqua. Acqua, perché questa reazione anche meno, 1 centesimo di secondo. Anche meno. Anche Allora, pronto? Adesso Spider-Man, non dico personalmente, ma che lo conosca, insomma. Allora, tu conosci Spider-Man? C'è qualcuno che conosce Spider-Man oltre a Maria Pieruga? Vieni anche tu. Ah, cambiamo, in caso dopo, sai, Maria Giovanna. Allora, tu come ti chiami invece? Gli occhiali? No. Si comincia così, con gli occhiali. Ecco, con gli occhiali di sicurezza, poi vabbè. Allora, bene, tu invece ti chiami? Alberto. Allora, Giovanni, adesso tu però bisogna che ti metti su il guanto. Dove vai, professor Tavagnacus? A prendere un guanto. Il professor Tavagnacus, servono dei guanti. Adesso che cosa facciamo in questo esperimento? Riproduciamo quello che è successo nel laboratorio quando Spider-Man è riuscito finalmente a fare il filo, perché lui ci provava 1 miliardo di volte, non gli veniva poltiglia, non gli veniva fuori niente. Proprio lui, Pierugo Mattia Giovanni II, era presente quando il signor Spider, come si chiamava Spider-Man di nome? Mario Spider-Man, come si chiama? Peter Parker? Cos'è uno scioglilino? Allora, vieni qui. Adesso hai messo i guanti? I guanti, professor Tavagnacus, a -1. Facciamo almeno 1 perché sennò qua va via mezz'ora ogni volta che devo mettere sui guanti. Allora, gli occhiali vanno qui, il guanto va nella mano. Ecco, gonfiamo, c'è questo vizio di gonfiare i guanti, non si sa perché. Ecco, con la calmina, sai. Oh, bravo, ce l'ho fatto subito. Aspetta che ti aiuto. Bene, allora, piccino, prendi questo contenitore e tienilo nel palmo della mano. Intanto lo facciamo vedere a tutti, non vogliamo contestazioni, è vuoto, è completamente vuoto, vero giudice? Ecco, lo teniamo lì. Devi rimanere così, fermo, ok, per circa un'oretta. Allora, adesso tentiamo, girati verso di loro, fai finta di essere felice. Allora, adesso riproduciamo quello che è successo. Ecco, ho bisogno dell'assistenza del professor Tavagnacus, anzi no. Tienimi, purtroppo ci sono dei problemi, non sono octopussi. Allora, prendi questo, tentiamo di riprodurre proprio quello che è successo. Cosa proviamo oggi? Ma proviamo questo qua. Lo stappiamo, cioè bisogna ruotare il tappo, versare l'apposito contenuto lì. Tu mi tieni il microfono, io prendo questo, era per quello non veniva mai, era così complicato. E versiamo quanto? Io dico quanto e voi dovete dire basta. Quanto? Sì,
Sì, ma devo mettere un minimo però. Un po'. Quanto? Ancora un po'. Tanto faccio sempre quello che voglio, guarda. Dov'è il tappo? Invece secondarmi un po' col microfono. Tappiamo, alziamo un attimo e versiamo il primo reattivo nel contenitore. E abbiamo... fin qui. Adesso, come aveva provato come porta microfoni sempre, aveva provato 1.743.243 reattivi. Proviamo anche il 4 e basta che costa, basta che costa. Bene, tappiamo, non andare là, se no mi poi. Mettiamo il secondo reattivo. Cosa succede? Niente. E invece non succede niente. Lui che cosa ha scoperto? Che non gli veniva, anche perché usava questo qua dalla parte del calzascarpe, quindi non riusciva proprio. Gli ho detto, ma guarda, sì, c'è questo che prima finora usavo per regolare i capelli del professor Tavagnacus, invece adesso posso utilizzarlo per pescare il filo di Spider-Man. Tu fai aspetta, stai fermo proprio che un casino, bene. E adesso dovrebbe esserci un applauso perché per la prima volta il filo di Spider-Man. C'è la musichetta di Spider-Man, Pierugo? Tieni questo per piacere. Chi conosce la musichetta di Spider-Man? Facciamo una a caso. Ecco, vedete? Attenzione. Ecco, questo è il filo di Spider-Man che in realtà, allora è chiaro che all'inizio lui riusciva ad andare sì e no al comodino del letto, perché vedete è anche un po' lento, poi ha affinato un po' la tecnica e riusciva ad andare anche da un edificio all'altro, ma all'inizio girava per la... E questo è, se ti inclini un po', grazie, questo è il filo di nylon. Questo è veramente nylon 66, il primo polimero che è stato sostanzialmente inventato. Perché, professor Tavagnacus, cosa c'era prima? Allora, dovete sapere che prima c'era la seta. Gli americani cercavano un'alternativa alla seta che era molto costosa, con la quale si facevano i paracadute, soprattutto degli aviatori. Nel 1900, che era una ditta enorme di chimica, ancora oggi americana, esistente, caduti. Sapete che con il nylon si fanno per esempio le calze, i collant sono fatti di nylon, si facevano molte cose, le borsette, bastava tesserlo in maniera opportuna. Poi sappiamo che un nemico in realtà, no, grosso nemico della nostra economia, della nostra vita, è difficilissimo da distruggere. Infatti oggi il nylon viene abbandonato lentamente, sostituito da materiali che siano invece ecocompatibili. Comunque nylon, sapete, questo qui è nylon per esempio. Questo è nylon. Bene, avete visto quindi? Allora, Pier Mattia, Ugo Giovanni. Ecco, quello che è importante qua in questa reazione, dove è stata la grande idea? È stata quella di mescolare due sostanze che formate da come dei mattoncini che si legano assieme. I mattoncini della sostanza A si mescolano con i mattoncini, si legano con i mattoncini della sostanza B. La sostanza B si lega con A di nuovo con B, così avanti. Si fa una lunghissima catena, viene chiamata polimero. O se volete oggi i polimeri li noi chiamiamo anche volgarmente plastiche. Anche questo è un polimero, anche se esistono 100.000 tipi diversi di polimeri, noi li chiamiamo tutti plastiche. D'accordo? Per esempio le bottiglie quelle le chiamiamo plastica, in realtà è polietilen tereftalato, che è il nome di un polimero. Anche questo è un nemico in realtà dell'ambiente, pian piano verrà sostituito.
Bene, allora lui ha detto che questo esperimento era così così, vabbè, abbiamo beccato uno un po' esigente. Allora, comunque fai finta lo stesso di esserti divertito. Allora, adesso un applauso al nostro scienziato e adesso andiamo verso la quasi conclusione. Adesso andiamo a utilizzare un liquido molto molto particolare. Vuoi rimanere qui lo stesso? Però togli gli occhiali che siete abituati. Allora, un esperimento molto molto bello utilizzando l'azoto liquido. Allora, Dunque, l'aria che respiriamo, per favore tutti inspirino. Benissimo, l'aria che respiriamo di cosa è fatta? Di cosa è fatta l'aria che respiriamo? È una miscela in realtà principalmente di 3 gas. Il gas più frequente, più abbondante è l'azoto. L'azoto non permette la vita, infatti azoikos vuol dire non riesco a far produrre la vita. L'azoto rappresenta il 78%, quindi più di 3/4 è azoto. L'azoto non è tossico, l'azoto non è velenoso. che colore è? L'azoto è incolore, Incolore. insapore, inodore, non ce ne accorgiamo, d'accordo? Non è pericoloso assolutamente. Non è tossico come su certi giornali traducono dall'inglese il nitrogeno. Non esiste il nitrogeno in italiano, però in americano, in inglese sì, allora qualche volta il traduttore scrive nitrogeno, si chiama azoto in italiano. 78% quindi è azoto. Il 21%, quindi circa un quinto, è ossigeno. Noi quindi siamo abituati, il nostro organismo e quello di tutti gli esseri aerobi, a vivere in questa concentrazione, il 21%. Siete tutti aerobi. 21%, quindi se noi andiamo sotto al 16% circa, andiamo in anossia, possiamo morire. Ma è molto difficile in realtà che si riproduca questo tipo di fenomeno, perché l'ossigeno si muove molto velocemente. Se anche ci fosse una zona qui con poco ossigeno, questo arriva di colpo. Proviamo? Esatto. Al contrario, se ce n'è di più, se non siamo abituati, possiamo andare incontro a problemi di euforia. Quindi l'uomo in realtà siamo abituati a questa concentrazione. L'1% che avanza è argon. Argon è un gas nobile, cosiddetto, inerte, non reagisce con niente, anche questo incolore, insapore, non lo vediamo, non c'è, non reagisce con il nostro organismo. Ecco, e poi se fate la somma di queste concentrazioni, avanza un pochino, c'è un 0,035% di anidride carbonica. Quantità estremamente piccola, però sufficiente a far sì, avete visto, dei danni, problemi che possiamo avere con il clima. C'è anche un po' di metano nell'aria, c'è una quantità piccolissima di tutti questi gas. Per esempio, mi chiedono sempre se c'è idrogeno nell'aria. C'è idrogeno nell'aria. È importante perché forse avrete seguito sui giornali, in televisione, il problema dell'idrogeno come veicolo futuro energetico. La risposta è ce n'è così poco, ma così poco che neanche ce ne accorgiamo e non è conveniente estrarlo dall'aria. Non ce n'è, anche perché l'idrogeno è così infiammabile e così pericoloso che se ci fosse idrogeno molto nell'aria, basterebbe accendere un fiammifero, avremmo bruciato, no? Che non è, quindi l'idrogeno nell'aria non c'è. Bisogna produrlo, quindi quando si parla di motori a idrogeno, di cui tanto si parla sui giornali, il problema grosso, io ci ho lavorato molti anni all'università, è che bisogna produrlo. L'idrogeno si trova nell'aria? No. Si trova nell'acqua, dalla decomposizione dell'acqua o in altri modi si può ottenere, ma bisogna prima trovare un sistema di produzione dell'idrogeno a basso prezzo. E intanto come prima cosa, che non inquini. E dopo stoccarlo, ci vuol dire trovare un sistema per immagazzinarlo senza grande pericolo, e dopo potremo usarlo. Al momento ingegnerizzazione lontana. Non è l'argomento l'argomento l'esperimento invece che vogliamo mostrarvi è questo: se noi raffreddiamo qualunque gas, anche l'aria, a una temperatura a concia giusta, tipo nel nostro caso 196 sotto zero, ma dai, 196 sotto zero, l'aria diventa liquida. Allora qui dentro, in quel bussolotto che vedete là, e qui in questi contenitori, che sono di termos in realtà, molto più
perfezione liquida. Qui potete tenere il tè freddo meno 200 gradi. Esatto, di 10 sono 196 gradi sotto. Il problema è il costo, il recipiente costa più di 1.000 euro, quel recipiente piccolo che vedete là più di 500 euro. L'azoto invece costa poco, per fortuna. Allora, è aumentato un po' anche quello. Allora, adesso chiamiamo Un ragazzo qua a fare un esperimento con l'azoto liquido. Chi viene? un bambino con la maglietta azzurra scritto team 776. C'è? C'è un bambino? Puoi venire? Pare di sì. Bene. Allora, Che però si può trasformare rapidamente in una scritta Triveneto polisportiva? Sì. benissimo. Allora, siccome dobbiamo lavorare con l'azoto liquido, la cui pericolosità non vorrei, va bene, non obblighiamo nessuno. Qui viene fuori qualcuno? Ne parliamo un attimo. Vuoi che facciamo un piccolo... Allora, dai, c'è... Bravo. Sì. Vieni. Vedevamo che eri... Vuoi che ne Allora. parliamo anche con te o sei deciso? Sì, è un sì definitivo. Boh. Sì, vieni qua. No, se vuoi pensarci ancora un Allora, attimo. Ti chiami? Damiano. Ti chiamavi? Damiano. Allora, Damiano, per lavorare con l'azoto liquido in sicurezza, la prima cosa da fare è mettersi su i guanti per criogenia. Che sono questi? Non sono Hulk, tu conosci Hulk? Bene, metti su, fai Hulk. Non sono guanti da sci. Questi Non sono guanti da sci. si possono usare anche sono per guanti sciare. per criogenia, tengono fino a 300 sotto zero. E si comprano alla casa della criogenia o alla casa del guanto. O al casa del guanto. Dai, fai Hulk. Sono un po' piccolini. Hulk buono, vabbè. devi dire, Hulk cattivo. Hulk cattivo. Hulk cattivo. Hulk cattivo. Boh, se non riesci a farlo, dillo. Palloncino completamente senza aprirlo e senza bucarlo. Ma dai, è impossibile. E Dovete fino dire, qua- e fino qua- è impossibile. E fino a qua direte voi, forse si può, non lo so. Forse. Però Sono possibilità. il bello è che lo tornerà a far rigonfiare esattamente come adesso, sempre senza aprirlo e senza bucarlo. Vabbè, no, E questo senza è fare la pompa. impossibile. Allora, abbiamo messo qui dell'azoto liquido, prendi il palloncino, Casualmente. mettiamoci gli occhiali che non si sa mai. Tutti. In questo caso non ci macchiamo, metti il palloncino dentro nell'azoto liquido che sta lì. Adesso vediamo che cosa succede. Ecco, vedete, non sta succedendo succede assolutamente niente. Un Non fallimento succede niente. totale su tutta la linea. Una vergogna senza uguali. Prendi. Ah no? Per forza, perché lui dentro nel guanto ha uno spillo e adesso lo ha bucato. E dovete dirgli, bravo, bravo, complimenti. Adesso è attimo. rotto. Aspetta, professor Tavagnacus, che ti porto la pinza. Adesso prendi per qua il palloncino, tiralo su, tiralo in alto. Ah, la pinza, scusate. Dobbiamo usare, molla, la pinza speciale per estrazione del palloncino. Questa pinza si può utilizzare solo ed esclusivamente per estrarre i palloncini dall'azoto liquido. Non potete Adesso io usare la prendo di qua e tu la prendi qua con le E trovate con la le casa dita, della prendi pinza. qua con le dita, prendi qua. E tira in alto. Ecco, tiralo su. Tiralo su. Sempre se sei d'accordo, eh. Vedete, è completamente sgonfio. Ecco, vedete, è rotto, no? È rotto. Sgonfio. Guardate. Il palloncino si sta rigonfiando. Voi direte, Un ha una peperoncino. pompa nascosta dentro nel guanto. È un peperoncino. No. Pensate che questo esperimento si può fare anche con palloncini di colore diverso. Esatto. È incredibile. Si Vedete, può il fare... palloncino si sta rigonfiando. Che cosa sta succedendo? Niente, è un miracolo. Niente. All'interno del palloncino c'è l'aria che abbiamo messo prima ed è chiusa. Ora, per chi va a scuola, qui c'è qualcuno più grande che fa il liceo? No. Sa che il C'è qualcuno volume di un gas dipende dalla temperatura. Questo vuol dire che quando la temperatura è bassa, quando io metto il palloncino nell'azoto liquido, se riesco a centrare. 196 sotto zero, il volume diminuisce. Sembra zero, ma non è zero. Quell'aria che c'è dentro semplicemente ridotto talmente il volume che sembra che non ci sia, ma in realtà c'è. Aspettate che immergo bene, ecco. Ecco, un'altra particolarità, questo esperimento si può fare 743 volte. Alla 744esima tende a esplodere. Ecco, quando Spontaneamente. tiro fuori il palloncino, prendilo qua. È un'immagine veramente forte. Vedete?
sono Vedete, scene fuori. l'aria all'interno si sta scaldando, raggiunge la temperatura che c'è qua fuori, 25 gradi, quello che è, 26 e quindi il suo 7. volume torna ad aumentare. Un applauso a questo esperimento incredibile. Se volete cambiamo i colori, ma ritengo sia assolutamente inutile. Ecco, Bene. il palloncino si è rigonfiato. Grazie per l'esperimento. Bene, che ore Vediamo il palloncino. abbiamo ancora abbondante tempo? Possiamo fare, professor Tavagnacus, il secondo esperimento con l'azoto liquido. Ecco, dai, chi viene fuori a fare un esperimento? Il con secondo l'azoto esperimento liquido? con l'azoto, vuoi venire tu? No. Allora, chi viene fuori? Ci vuole un bambino, ci vuole un bambino che abbia un'età che abbia fatto metalmeccanica. C'è un bambino che ha fatto metalmeccanica? No. Questo che vorrebbe- ragazzo là con la maglia verde potrebbe venire ad aiutarci. ecco. Sì, sì. A che anno sei? Lui è sembra adulto, in realtà è Allora, piccino. bambino cresciuto. Piccino, come ti Allora. chiami? Allora, adesso tentiamo di fare una cosa incredibile. Piccino, come ti chiami? Mi chiamo Abel, buonasera. Buonasera. Sì, Allora, buonasera non serviva a dirlo. Tu limitati a dire il nome. allora, il nostro amico adesso deve fare Amico. un esperimento Conoscente. molto importante, che è quello di riuscire a piantare un chiodo in una banana. E voi direte, vabbè, che occorreva essere metalmeccanico per fare questa cosa qua. Però vabbè, dai, ci tiene. Quindi, vieni qui. Sempre se non ti disturbiamo. Allora, adesso tu prendi questo chiodo, è un punteruolo, tu conosci bene i punteruoli perché nel tuo lavoro. Ecco, prendiamo la banana, Una banana. da qui. Vabbè, Allora, se tu una preferisci banana, la tua, una banana, un martello, un martello. che cosa ci vuoi fare? Tira via quello. Togliamo un attimo questo, immerciamoci dentro il dito così. Allora, adesso col martello, so che è complesso, dovresti riuscire a piantare il chiodo dentro la banana. Dai, vedete, sforzati, che te ce la puoi però fare. alla fine- Bravo, un applauso. Vabbè, dai, no, dai, per piacere. È chiaro che è facilissimo, ma Ma no, adesso la battuta è, ma ti piace vincere ci facile? piace vincere? Ti Sì. piace vincere facile? Puoi rispondere sinceramente, sì. Allora, no, Metti via. allora, adesso però facciamo un'altra cosa. Eh. Adesso devi piantare il chiodo dentro una tavola usando Usando- la banana come martello. Vediamo. Dai, se ce qui, la e qui fai. ti vogliamo, E qui perché ti qui vogliamo. devi andare forte ma piano, Senza- cioè forte se senza no non ce la spappolare fai, la banana. piano se no la spappoli, a meno che tu non voglia spappolare la banana, che insomma non mi sembra un atteggiamento così. Non usare un buco che se no è troppo facile. Allora, piano. Piano, Sì, ma ma forte forte. però, schiaccia. Sì, ma vai piano. Cioè, non ce la fai. Non ce la fa. Non ce la fa. Non ce la Va fa. bene. Vergognati. Vergogna. Rimani giù così. Anzi, aspetta, mettiti qui un attimo che... Vabbè, allora proviamo Vabbè. a mettere la banana nell'azoto liquido. Vediamo cosa Proviamo, succede. Ciao banana. Anzi, aspetta. Ciao banana. Vediamo cosa succede. Vabbè, allora adesso che cosa sta succedendo? La banana si sta surgelando. Che differenza c'è fra congelare e surgelare? Dai, che differenza c'è tra congelare e surgelare? Congelare Lo sai? vuol dire O portare chiedi. poco sotto i 0 gradi a bassa velocità. È quello che fate voi a casa quando mettete qualcosa a congelare nel congelatore, no? Di casa, che al massimo, se è buono e nuovo, arriva a meno 30. Surgelare invece quando voi mettete un qualcosa, un oggetto, all'interno di un sistema come questo dove la temperatura è estremamente più bassa. Quindi qui Tipo? tipo meno 196. Era per vedere se- La velocità con cui avviene il processo è estremamente elevata. Era per vedere se eri coerente. Si forma all'interno della banana un tipo di ghiaccio che non è lo stesso ghiaccio
che voi avete a casa, nel senso che il ghiaccio, a seconda della temperatura al quale voi portate l'acqua, si formano ghiacci di tipo diverso, più duri. Il ghiaccio che si forma qua è un ghiaccio adesso duro quanto l'acciaio. Allora adesso io non metto le dita dentro, per quale motivo? Non metti le dita dentro? Così, per il tuo vezzo. Però, soprattutto... Bisogna usare la pinza estrattrice di banane. Perché non si mette il dito? Voi direte, perché il dito ha... ma è quella di prima, no, non è quella di prima. L'abbiamo no, regolata un pochino diversa. ed è diventata pinza estrattrice di banane dal picciolo. Perché se prendi dall'altra parte devi registrarla ancora un po'. Sì, praticamente, vedi, agendo sulle dita, vedi, facendo questo movimento, dovresti riuscire a stringere la pinza e estrarre. Bravo. Ma hai già estratto banane dall'azoto liquido nella tua vita? Bravo. Non è facile. E adesso... È uso estrarre banane dall'azoto liquido. Adesso proviamo a piantare. Non usare... Eccolo No, là, no, proviamo a piantare, allora. cerca di usare un buco nuovo, andiamo a piantare... No, furbone. Usando la banana. Sì, vuoi distruggere tutto? Vuoi spaccare anche il gazebo? Non so. Sentite come un martello diventata. Eccolo, perfetto. Guardate, Abel è riuscito a piantare un chiodo in una tavola usando una banana come martello. Un applauso a questo distruttore di banane, questo odiatore seriale di banane. Non so cosa abbia. Vabbè. Allora, quindi... Benissimo, allora adesso... possiamo farvi vedere ancora l'azoto. Prima dicevi, perché non mettere il dito dentro l'azoto liquido? Il problema grosso è che la temperatura, abbiamo detto che 196 sotto zero. E rimane così. Questo qui è isolato, posso toccare, ma se mettessi le dita dentro, l'acqua che c'è nei miei polpastrelli, solo nei suoi, è solo nei miei, congelerebbe, anzi surgelerebbe di colpo e mi va in necrosi immediatamente la pelle. Proviamo. Se io lo metto in tante. prendo un recipiente. Prendiamo un recipiente X. Ecco, vedete? Una cosa. Che cos'è questo fumo? Vediamo se indovinate che cos'è il fumo. Allora, intanto può essere azoto? Sì, no, perché no? Perché l'azoto è incolore, inodore, quindi non si vede. Quindi che cosa può essere? Una sostanza pericolosissima contenuta nei miei polmoni oppure... Vediamo chi indovina. Cosa c'è nei polmoni? Oppure cosa c'è anche nell'aria? Cosa c'è? Un po' di vapore d'acqua, no? Vapore d'acqua, quindi il vapore d'acqua che è nei miei polmoni e il vapore d'acqua che è in giro nell'aria praticamente sta condensando e sta facendo la nuvola. Queste sono come delle nuvole. Ecco, aria fritta, questa è aria fritta. Quello che vedete qua, il fumo che vedete, non è altro che il vapore d'acqua che c'è all'interno di questa aria che condensa esattamente quello che succede d'inverno quando parlate e vivi fuori il fumo, no? Quindi quando soffio... sei pieno di acqua nei polmoni, stai attento. Quello che vedete altro non è che il vapore d'acqua dei miei polmoni che condensa. Ora, siccome il vetro è un cattivo conduttore di calore, lo posso prendere di qua, lo sento freddo, però insomma sarà meno 10, no? Ma se passi qua invece le pareti dove c'è l'azoto liquido che avrà meno 150 qua all'aperto, di colpo l'acqua nei polpastrelli si surgela, si attacca con l'acqua che c'è di fuori e vi assicuro che per staccare le dita devi tagliare la pelle perché non viene via. No? Tu assicuri, ma io non sono certo. L'ustione da azoto liquido, l'ustione da molto freddo, è uguale? È uguale all'ustione, vai via di qua per favore. L'ustione da molto caldo. È l'ustione da molto caldo. Sapete se qualcuno ha mai avuto problemi di verrucche? Sapete che con la crioterapia si curano le verrucche. Chi ha verrucche qui adesso? Io ho avuto. Allora il dermatologo immerge qua un batuffolo di cotone, ti tocca là dove è la verrucca, si forma una bolla, se hai fortuna ti si stacca la bolla e anche la verruca. Io ho avuto sfortuna, ho dovuto farlo non so quante volte. Comunque questo è quindi l'azoto liquido, d'accordo? Come vedete sta bollendo. Sta bollendo perché? Perché alla temperatura di 20 gradi l'azoto torna a passare nuovamente, si dice transire di fase, cioè torna a diventare nuovamente gas. Quindi per mantenerlo liquido bisogna tenerlo a 196 sotto zero e questi strumenti che vedete qua si chiamano Dewar o thermos, sono termos speciali come vi ho raccontato, permettono di mantenere questa temperatura. Se adesso buttiamo un po' di
di questo. Grazie, è commovente il vostro Vedete? calore. Questo Ecco. è il vapore d'acqua che vedete. È acqua, no? quindi Vapore una d'acqua. nuvoletta. E adesso, professor Tavagnacus, diciamo che possiamo concludere con l'esperimento 1, Uno. X, che è X. quello del dentifricio Per per elefanti. elefanti. Facciamo Allora, il dentifricio per elefanti. Allora, per fare il dentifricio per elefanti ci serve l'elefante. Avete portato l'elefante come d'accordo? Dobbiamo pensare tutto noi sempre dobbiamo a fare. tutto noi. noi, sempre tutto noi. Vabbè. Eccolo qua. No. Non lo trovo. E niente, non lo trovo. Pensavo che sia finito. Ah, eccolo qua, mi era rimasto impegnato, professor Tavagnacus. Facciamo prendere un po' freddo. Abbiamo anche la versione beta e la versione gamma. Bene. Poi che cosa serve per il dentifricio per elefanti? Serve l'O, inizia per spazzolin e finisce per O. Brava, brava. Allora, ovviamente non ce l'avete, e abbiamo noi. Questo è setole morbide per denti sensibili e questo denti normali. Mettiamo lì e adesso finalmente facciamo il dentifricio. Chi vuole venire a lavarsi i denti qui insieme a noi con le... È una bambina, vieni piccini, vieni. Si può anche, ormai siamo lanciati su... Ecco, abbandona i tuoi averi, tanto non ti serviranno più. Ecco, magari scegli una custode. Abbiamo una pizza cresciuta. Vieni qua. Un applauso. Allora, un po' di torcicollo. No, non serve salutare, non facciamo queste scene più penose. Allora, se vuoi presentarti. Se vuoi dirti chi sei? Sono Mary. Mary? Oh, almeno al nome ci arriviamo. Allora, Mary. Sei pronta? Sei pronta? Oh. Cosa faremo adesso? Prepareremo il dentifricio per elefanti. È un'operazione piuttosto complessa. Questo è il tubo in cui avremo il dentifricio. Cosa facciamo, cara ex Mary? Adesso, per preparare il dentifricio ci sono 3 componenti. 1, 2 e 3. Il primo è un pericolosissimo... Cosa c'è, professor Tavagnacus? Cosa ti perplime? Per primo, un pericolosissimo sapone. Allora, adesso il primo reattivo, attenzione, è il pericolosissimo sapone. Mary usa il sapone con molta cautela. Sapone per i piatti. Usate il sapone con molta cautela. È un sapone saponoso, di colore verde. Ecco, quando hai finito di fare i tuoi porci comodi, possiamo andare avanti con l'esperimento, grazie. Ecco, prendi pure il sapone e versalo. Ecco, dovresti centrare questo. Vai, ancora. Basta! Oh, quanto ne metti? Tanto non è mio, no? Non è mio, butto io. Tappa per cortesia, fai le cose bene, brava. Mettilo nel lavello. Bene, il secondo reattivo. Secondo reattivo. Ma guarda a casa, l'acqua per i geni va bene anche per fare il dentifricio. I geni si lavano i denti con questo dentifricio. Ecco, versiamo un po' di acqua per geni. Attenzione perché questa è un po' delicata. Quindi buttane tanto ma poco. Acqua per geni. Ecco, se dovresti inclinare, brava, ancora. Oh, basta, ancora. Basta, va bene. ancora. Va bene. Tanto fai quello che vuoi. Qua. C'è l'anarchia più totale. Basta. Ok. Butto io. Ridi. È colpa sua, si scaricano. Bene, e adesso il terzo componente. Il terzo componente segreto. Il terzo componente segreto che metteremo con una siringa. Vuoi che ti tenga io il microfono? No, tu devi fare l'esperimento, non fare cose che... Non prendere iniziative. Ecco, agita se vuoi. Ecco, senza ribaltare il contenitore perché è in vetro soprattutto. Boh, basta. Gli dai la cosa e lei agita tutto. Per evitare di sporcare troppo, scusate, ma... Per evitare di sporcare non Mary, ma... Mettiamo... In ordine di importanza viene prima il palco e poi è Mary.
Scusa Mary, ma è giusto essere schietti. Brava. Brava, vedi che sei cosciente, no? Insomma, questi sacchi qui, se si aprissero, sei sicuro che sia un sacco di immondizia? No, era un blocco di plastica. Allora, è quello che ha fatto Spider-Man agli inizi. Mettiamo quello, ecco, non è cambiato praticamente niente, usa la stessa superficie. Bene, allora, adesso, cara Mary, Adesso mettiamo Cara dentro, Mary. mettiamo dentro il terzo ingrediente segreto, che è? una siringa, Ti tengo io perché, come detto, tintura di iodio. tintura di iodio, quella che si usa non per i capelli, ma... Questo è lo stantufo, tieni il dito qua che non Sì, cade beh, giù. penso che conosca un po' il Così, principio di guarda. funzionamento di Devi una tenere- siringa. Allora, praticamente, adesso c'è la fase di aspirazio. Adesso Aspirazio. spingi tutto lo stantufo, adesso succhia lentamente. Ecco, Adesso introduciamo nella siringa un po' di questa soluzione di iodio. se stai fermo con la testa magari riesco anche... Bene, basta. Basta perché anche questo qui... Vabbè, insomma, basterà. Ferma, non è che- aspira un po'. Eccolo lì. Come? No, aspira, ecco qua. Adesso io lo introduco. Meno male che Aspetta, senti gli lo occhiali. introdurre fin sul fondo. Vai giù ancora un po', schiaccia enter. Schiaccia. Schiaccia. Attenzione, che cosa succede? Niente. Attenzione. Ecco, niente. Boom, basta. Basta. Ferma. No. Il mio preziosissimo sta spazzolino. Ecco, era una ex tovaglia. Era un ex tavolo. Vedete, questo è semplicemente schiuma. Semplicemente. Abbiamo messo dentro sapone per i piatti. Saponoso. E un po' di acqua ossigenata. Stessa reazione che avete prima visto nel genio in bottiglia, solo è lenta questa, non è veloce come quella che avete visto Lenta ma là. inesorabile. Lenta e inesorabile, quindi si forma ossigeno, l'ossigeno gonfia la schiuma e si forma questa schiuma. No? E naturalmente, siccome c'è un po' di acqua ossigenata all'interno, non è che puoi lavarti i denti con questo. Il color giallo che si vede dovuto allo iodio presente È il tartaro? No. il tartaro, e vedete si è scaldato un po', avete visto il fumo, però non è violento come quella di prima. Ecco, questo è il dente degli elefanti, così uno Bello, dice, possiamo lavare i denti agli elefanti. Bello, Bene. Poi è ora di andare via. Allora, ultima È ora di andare cosa, via. vi facciamo Togliti vedere. guanti, togliti guanti. Questo che cos'è? È ghiaccio, no? Si è condensato, è passato alla fase prima aeriforme, poi la nuvola era sostanzialmente liquido, goccioline, e la temperatura qui è talmente bassa che ghiaccia, quindi l'acqua che è qui nei dintorni che abbiamo tolto dal resto, infatti sentite che è molto più secco dove siete voi, Esatto. perché abbiamo preso tutto a Vedete, noi là. questo che vedete qua fuori, bianco, Sono io, questo che neve, vedo. neve, questa. Sì, Adesso, l'ho appena... siccome l'azoto è andato via, non è più così freddo, posso toccarlo e dire mamma, oggi ho visto la neve. Ecco. Dentro c'è una spuma, una meringa di... Questo è forte. Ecco, noi abbiamo finito, adesso è ora di andarcene. Aspetta. sbaracchiamo Adesso, tutto. noi adesso diciamo, noi abbiamo finito e voi dovete dire no. Aspetta, dobbiamo fare la scenetta. Boom, Abbiamo finito. praticamente abbiamo finito. Invece sì. Boh, quanto? 5 minuti. Facciamo il magnesio. Facciamo il magnesio. Intanto racconta. Vabbè, adesso quello che lui vuole mostrare è un metallo che brucia. I metalli reagiscono con l'ossigeno e possono reagire più o meno velocemente bruciando. Il ferro, per esempio, reagisce con l'ossigeno dell'aria, ma in tempi molto lunghi. La ruggine si forma in giorni, mesi, settimane, anni. Il magnesio, invece, che vi mostriamo adesso che è un metallo, brucia intensamente e molto velocemente. Sempre se ce la facciamo ad accendere il fornello. Ah, ecco, ce l'abbiamo fatta. Questa polemica gratuita non fa Ce bene. l'abbiamo fatta. Adesso, scusate, dovrei spostare senza far male a nessuno. Non troviamo il magnesio. No, c'è. Allora, questo che adesso vi facciamo vedere, ecco, questo che è il calore della fiamma, vi facciamo vedere è magnesio. Il magnesio è un metallo, adesso magari ve lo faccio vedere da vicino.
Le statuine erano fatte di questi granellini che all'interno avevano sali di cobalto. I sali di cobalto hanno una particolarità, che se è secco, se non c'è acqua, è colore blu. Quando c'è l'acqua, la molecola di sale di cobalto prende l'acqua, diventa rosa. Difatti, se vi ricordate, le statuine erano blu se il tempo era secco ed erano rosa se invece pioveva. Cosa servono? Servono per mantenere l'ambiente senza acqua. Quindi se le granellini sono blu vuol dire che qui non c'è acqua e siamo tutti felici. Allora, questo è magnesio. Il magnesio una volta lo usavano i fotografi per fare il flash ed era polvere di magnesio che prendeva fuoco immediatamente con una scintilla e facevano il flash e poi facevano la foto. Difatti adesso riproduciamo un po' questo meccanismo. Allora il magnesio adesso è già un po' ossidato, ma è colore argento proprio. Adesso gli diamo fuoco e vediamo che effetto fa. Speriamo. Dovrebbe a un certo punto, provo a vedere se c'è magari un pezzettino di magnesio non ossidato, professor Tavagnacus. Adesso, ecco, il magnesio tende a ossidarsi naturalmente all'aria, a diventare ossido di magnesio, che è una polvere bianca, ma con un meccanismo lungo. Adesso noi gli stiamo dando energia. Gli stiamo dando energia e quindi velocizziamo l'operazione. Avete visto un metallo bruciare? Anche il ferro, se in forma di polvere, può bruciare, bisogna stare molto attenti. Uno degli incidenti che possono accadere, per esempio, tu hai la pailletta a casa, quella per lavare i piatti, se per caso ti succede che una pila, tu butti via nelle immondizie una pila, roba che non devi fare perché le pile vanno messe negli appositi contenitori, e c'è una pailletta dentro, viene in contatto, quel ferro può prendere fuoco. Bene, adesso abbiamo finito, sul serio? Sì, ecco, e questa polvere bianca ovviamente è ossido di magnesio, perché abbiamo velocizzato l'ossidazione del magnesio. Bene, fate finta di essere felici con un applauso finale. Grazie. Grande applauso. Adesso chi è seduto qui non deve andare via perché interroghiamo. I professori adesso iniziano a interrogarvi, dovete sapere a memoria le formule che hanno recitato io e esattamente riprodurre le reazioni, e altrimenti scatta un brutto voto. No, scherzavo, ringraziamo veramente, è stato uno spettacolo bellissimo, sono bravissimi, riescono a rendere simpatica una materia che tanti di noi magari a scuola ricordano la chimica, ho dovuto, è stato simpaticissimo. Allora io faccio un annuncio, noi mettiamo in pausa le attività del palco in concomitanza con la manifestazione dei lavoratori fino alle 19:30. Vi invitiamo a tornare perché dopo le 19:30 la fiera rimane aperta, non si chiude, le bancarelle, i tendoni, i workshop, i maker rimangono attivi, si spegne solo l'audio del palco, diciamo, verrà usato per fare delle riunioni interne ai Fab Lab qui nel palco. Alle 19:30, quando termina la manifestazione, noi riprendiamo con la cerimonia di premiazione dei maker più bravi della Maker Faire, più particolari, più innovativi, più curiosi, con la giuria che assegnerà i 3 premi Maker Faire Trieste, il premio Lady Maker e altri premi. Dopodiché alle 8 abbiamo una performance, ci sarà già buio, di spade laser del Star Wars Club di Trieste, che farà una dimostrazione di come si guerreggia alla maniera dei Jedi, cavalieri Jedi e dei Sith con le loro spade laser al buio. E poi avremo un concerto di chitarra con la chitarra elettrica, con i LED luminosi, con 500 LED, quindi fa uno spettacolo di luce e di musica. E chiudiamo con l'ultima attività delle 8:30, il retro gaming, quindi una sfida per gli appassionati di videogiochi degli anni 80 a riconoscere i giochi dell'infanzia dalla musica dei giochi, e la chiusura è alle 21, per cui siete invitati a restare in fiera. Noi non chiudiamo le bancarelle, chiudiamo solo il palco in queste 2 ore e mezza, ma continuate a festeggiare con noi l'inventività e la creatività dei maker. Grazie a tutti e buona continuazione.